che lo hanno fatto soprattutto online, perché l'abbiamo fatto a parte un giorno in presenza, no, dove siamo riusciti, ma il resto è stato fatto online. Online ha un grande vantaggio che evita percorso, evita ci vediamo, però vedere le cose, soprattutto questo tipo di attività, le arnie, sintetizzare e raccontare tutti i lavori da fare durante l'anno, è una cosa farlo in presenza e un'altra farlo online. Sì, sì. Anche vedere a video il sublimato piuttosto che il favo o l'infilatura dei telaini è un'altra cosa che non in presenza. Per cui ecco, siamo contenti e felici di riprendere a fare gli incontri mensili online. Ricordavo appunto chi ha fatto il corso quest'anno, ma non solo a loro, anche molti altri, abbiamo assistito, perché ce l'hanno raccontato, ce l'hanno scritto in chat, ci hanno telefonato anche in questi giorni, anche ieri a Milan, abbiamo assistito a tanta moria, a spopolamento di alveari, a una caduta massiccia di varroa che se non ha fatto morire tutte le api, si presume le farà morire fra poco. Allora partiamo questa sera con i nostri esperti, in particolare il massimo esperto Campese, per fare un po' il punto della situazione e dei lavori che bisognerebbe fare questo mese, perché gli incontri mensili hanno proprio lo scopo di confrontarci fra di noi, scambiarci le opinioni, verificare i nostri punti di vista, ma partendo da una base che è appunto quali sono le cose, i lavori che dovremmo fare in apiario in questo periodo e misurandoci e scambiandoci anche le nostre esperienze con gli esperti come appunto Campese, Milan e poi qui ce ne sono anche altri. Quindi è una serata di confronto che poi non sarà solo dedicata ai lavori mensili, ma le prossime le faremo anche su temi specifici. Però ecco, riprendiamo abbiamo la disponibilità di questa sala il primo martedì del mese, quindi continueremo a fare il primo martedì, salvo questo mese che il primo martedì coincideva con festa, per cui abbiamo evitato di venire qui martedì. Per cui ringrazio anche Milan che si è sacrificato perché aveva il compleanno della figlia stasera e ci teneva, ma è qua e quindi perché ci tiene di più all'apicoltura. Prima di dare la parola a Francesco, volevo aggiornarvi su alcune cose che abbiamo fatto in questo periodo, ma lo faccio anche velocemente. Allora, il progetto che avevo accennato online sul giornalino, che dovrebbe essere arrivato, credo, o sta per arrivare, sta per arrivare, il progetto della Pedemontana, autostrada delle api, è proseguito. E dobbiamo solo fare noi, adesso tocca a noi, siamo un po' in ritardo noi, ma lo dobbiamo fare perché mi hanno mandato la settimana scorsa la chiavetta con come si chiama, con il drone che ha fatto tutto il percorso della Valdastico, no? E le planimetrie a fianco, in maniera che come associazione individuiamo tutti quegli appezzamenti di terreno lungo la Pedemontana, per cui partendo da Montecchio Maggiore in pratica, giusto? Sì, Montecchio Maggiore, Malo e arrivare fino a Treviso. C'è tutta questa serie di appezzamenti di terreno acquisiti dall'autostrada, ma in pratica come non solo parliamo di piantumazione di specie nettarifere, questa è la sintesi, no? Ma non solo all'interno dell'autostrada, ma la possibilità viene data all'associazione di mettere gli alveari, proprio i nostri alveari, lungo i pezzi di terreno che ci sono. Adesso faremo una sintesi di questi pezzi di terreno, poi magari ci troveremo e chi è interessato ce lo dica, e in quei appezzamenti di terreno Veneto Agricoltura, devono ancora discutere chi paga, o Regione, Veneto Agricoltura o Pedemontana, faranno anche lì piantumazioni di specie nettarifere. Noi non dovremmo fare nulla se non gestire gli alveari, magari si metteranno a disposizione una bilancia per monitorare anche e fare il bollettino regionale sull'apicoltura e diventeranno anche
con il zoo profilatico si faranno delle analisi a campione su questi alveari, sul polline, eccetera, per fare anche un monitoraggio dell'ambiente lungo tutto il percorso dell'autostrada. Questo era un progetto che quindi sta avanzando. Il secondo progetto è quello delle piantumazioni nettarifere fatte da Veneto Agricoltura. Ci siamo visti varie volte con Veneto Agricoltura e anche con Mezzalira, con Francesco, Milan, per ragionare su tutti i passaggi. Allora, il prossimo anno il progetto di Veneto Agricoltura, Ridiamo un sorriso alla pianura, è già stato deliberato, diventa Ridiamo un sorriso alla pianura e alle api, nel senso che le specie che loro regalano, quelle migliaia di piante che regalano ai comuni affinché le regalino ai cittadini, non saranno più querce o d'altro, ma saranno tutte specie nettarifere. In questo modo contribuiamo insieme a loro a una divulgazione, ecco, ci vorrà qualche anno, però una piantumazione di specie nettarifere in tutta la pianura del Veneto. Il terzo ragionamento fatto con Veneto Agricoltura era su una specifica pianta che abbiamo scoperto, appunto, abbiamo visto con Francesco, i nostri apicoltori del Trevigiano e Mezzalira, e troverete anche su questo un articolo sulla rivista che vi abbiamo mandato, ed è il tiglio di Henry o tiglia herriana. L'abbiamo vista ne stiamo parlando noi, ecco, dappertutto, proprio per promuovere questa iniziativa. È una pianta, cioè, dopo vediamo se riesco a mandarvi le foto, così le vedete nella diapositiva. È una pianta molto nettarifera e ovviamente pollonifera, che ha la particolarità di fare, non dico 2, 3, ma anche 4 volte la fioritura che ci sono nei tigli, cioè ha una fioritura maggiore e a scalare. Fiorisce da metà agosto fino a 30 settembre circa. Ed è il periodo, capite la differenza rispetto ai tigli normali, no? Che fioriscono invece tra giugno, sì, giugno sostanzialmente, no? Ecco, tra maggio e giugno. Questa fiorisce quando noi ne avremo proprio bisogno, quando noi andiamo a comprare quintali di zucchero o candito perché le api non trovano più nulla. Quindi riuscire a creare, cioè a divulgare o meglio a piantare tantissime di queste piante nella pianura insieme a Veneto Agricoltura e in primis noi, sarebbe una cosa splendida, perché il nostro apicoltore Mario lì da Unè di Fonte, quel giorno, lui ha detto che da 10 a 14 anni, quando ha comprato queste piante, casualmente poi non le ha più trovate. Gliele hanno vendute come tigli, ma dopo non le ha più trovate. È andato a cercarle, ma non, infatti è un tiglio cinese. Lui, da quando hanno iniziato a fiorire, fioriscono presto, in circa il 4º anno, quinto di età, quindi ancora piccole, lui non ha più comprato candito. Cioè lui, i suoi, non so, 20 alveari, quello che ha, non li ha mai alimentati d'inverno. Capite cosa significa anche in termini economici, voglio dire, no? Fai l'investimento su alcune piante e poi hai una resa. Riuscire, adesso sto ragionando con alcuni comuni perché le comprino, però l'obiettivo nostro è questo: Veneto Agricoltura farà la micropropagazione, quindi alleverà queste piantine per dopo fornirsele. Però sabato mi incontro anche con un vivaista perché, avendo a disposizione delle piante già adulte, possiamo fare gli innesti su tiglio cordata, e se riusciamo a produrre 1 migliaio, 2000, quelle che è piantine, le mettiamo a disposizione, magari paghiamo un contributo, ecco, vediamo un po' il costo di questa operazione, però penso che le metteremo a disposizione appunto di tutti i nostri soci affinché comincino subito con 1 o 2 anni di anticipo rispetto a quello, ai tempi necessari per Veneto Agricoltura per fare questa operazione. Non mi ricordo se avevo altre cose da dire. Ma mi chiedono il nome, che non hanno capito come si chiama, Tiglio? Tiglia herriana con l'H, o tiglio di Henry. O tiglio di Henry. Si trova su internet. Si trova su internet, lo vedono comunque, e vedono anche la fioritura. Tiglio di Henry, Henry. Partiremo con i corsi tra poco, piano, quindi chi è
interessato e che non li ha già fatti gli anni scorsi o vuole approfondire, ripartiamo come di primo livello. Questo è una cosa. Quest'anno la Regione ci obbligherà a farli o online o in presenza, ma non misti, cioè o uno o l'altro. Io stavo pensando magari di farne uno online, che così raggiungiamo chi vuole, e magari farne gli altri in presenza, così poi sono... Però chi inizia online, continua online, chi inizia in presenza lo puoi farlo in presenza. A meno che, ma speriamo di no, non ci sia ancora pandemia e quindi allora ci costringeranno a fare tutto online. Salvo le giornate in presenza, che quelle le faremo sempre. I seminari speriamo di non concentrarli a luglio come abbiamo fatto quest'anno, che abbiamo fatto un mese intenso, vorremmo farli un po' programmati prima. C'è il tesseramento, vi arriverà l'email con il tesseramento. Ricordo a tutti che entro il 31 dicembre dobbiamo anche aggiornare la banca dati. 15 dicembre in associazione, se no il non abbiamo 15 il tempo. dicembre, perché dopo bisogna inserire tutti i dati in banca dati e ricordiamocelo che è opportuno farlo. E poi stiamo partecipando al bando dei contributi del regolamento CE 1308 per il prossimo anno e stiamo attendendo invece dalla VEPA e Regione Veneto i risultati del bando della legge 23. E la legge 23 è quel finanziamento di 100.000 euro che hanno dato all'apicoltura sostanzialmente con il bilancio regionale. La novità, ma lo trovate scritto anche nel giornalino, ma ve lo anticipo, è che i prodotti questa volta, negli altri anni la legge 23 consentiva l'acquisizione di smieratori, deumidificatori, queste cose, ma erano per la sala smieratura dell'associazione. Lo scorso anno, cioè quest'anno, nella discussione del bando, abbiamo chiesto e fatto introdurre dalla Regione, che hanno accolto questa nostra linea, che i destinatari, perché non possiamo riempire le sale smieratura dell'associazione, non so più dove mettere la roba, ecco. E hanno accolto la nostra proposta, che è quella che i destinatari finali anche delle attrezzature siano gli apicoltori. Quindi significa, e faremo magari un sondaggio, che gli smieratori, cosa abbiamo messo, maturatori, sublimatori, eccetera, è possibile, li acquisterà l'associazione e verranno dati agli apicoltori che lo richiedono con un contributo che va decurtato, che può arrivare al massimo al 50%, però sarà del 20, del 30, del 40, dipende da quante domande abbiamo, da che contributo ci danno, però si potranno acquistare con questo sconto di fatto. Ecco, per cui se siete interessati rivolgetevi magari in associazione a Gianni o alla Giovanna e diteglielo, che così facciamo un elenco delle cose che possono essere, anche perché il bando si riproporrà anche il prossimo anno sicuramente. Sono associati o anche persone, cioè solo partite IVA o anche associati? No, questo anche non partite IVA, questo va bene, cioè purché siano soci dell'associazione con banca dati, iscritti e con banca dati. E il contributo della legge 23 solo partite IVA viene per, come si chiamano, per i nuclei, per le api regine e basta, cioè per il materiale che definiscono genetico. Perché fanno questa distinzione? Perché di qua c'è l'associazione che quindi ha un limite raggiungibile maggiore, nel senso che la Comunità Europea ha posto un limite che si chiama regime dei minimis, per cui in agricoltura e quindi anche in apicoltura l'associazione non può ricevere contributi al di sopra dei 200.000 euro e quindi con queste cose noi ci stiamo dentro. Il singolo apicoltore invece non può ricevere contributi superiori a 15.000 euro. Allora cosa fa la VEPA? Prima di darci il via libera al contributo, fa le verifiche, vuole sapere qual è la persona che riceverà quel materiale, quindi genetico, quindi nuclei, eccetera, e va a verificare se ha ricevuto altri contributi da altri bandi di agricoltura, pubblici in genere, e se supera o meno quella somma.
Ma per fare questo deve avere il fascicolo aziendale, quindi deve avere la partita IVA e quindi fa il controllo. Quindi quel materiale genetico del bando della legge 23, non abbiamo tanta roba, un centinaio di nuclei, non fare poca roba, però per quello va solo per le partite IVA, mentre maturatori, sublimatori, eccetera, ai soci senza partita IVA e con partita IVA senza problemi. Questo solo per la legge 23, mentre il bando della 1308, dove anche lì abbiamo armi, eccetera, quello non ha problemi perché la regione chiede ogni volta la deroga alla comunità europea e gliene concede, quindi non va in questo meccanismo del regime dei minimi. È complicato, abbiamo fatto una discussione oggi di 3 ore con ADEPA e Regione sui corsi, sull'assistenza tecnica. Vabbè, ecco. Io mi fermo a questo punto. Le piantagioni, le vene, l'agricoltura. Sì, hai ragione, Milan. Con Campese e Milan abbiamo fatto un giro a Caule su invito di Veneto Agricoltura. Qualcuno gliel'ho raccontato in Corriere questa cosa, per cui lo risentirà quando siamo visti che abbiamo fatto quel giro in Toscana. Però lo ripeto per tutti. Allora, Veneto Agricoltura, con un progetto che ha coinvolto anche il Friuli e la Slovenia, per il quale hanno ricevuto un buon contributo dalla comunità europea, hanno piantato 3 ettari di una, chiamiamola margheritona, che si chiama Silphium, S-Y mi pare, comunque lo trovate, S-I e poi finisce con lei. Silphium. È una specie di topinambura, per capirci. È una margherita grossa, con un gambo robusto che arriva a 2 metri di altezza ed è molto densa, nel senso che una proprio attaccata all'altra come fosse un campo di Spagna, per dirsi, no? E hanno piantato 3 ettari di questa pianta, che ha il vantaggio di avere, e loro lo propongono per questo, e a noi andrebbe benissimo, di essere il sostituto del mais per la biomassa, perché ha un 80% del valore del mais come biomassa, per cui loro lo vorrebbero proporre ai coltivatori di mais per biomassa come sostituto. Qual è il vantaggio? Che non ha bisogno di trattamenti, non ha bisogno di concime né di diserbanti, perché fa una rete e neanche di acqua perché non ha grosse esigenze, e siccome un po' tra i semi ma anche ributta come si dice, dai rizomi, nel giro con una semina di 1 anno, massimo 2, va avanti 10 anni in autonomia. 10 anni senza dover utilizzare concimi, disarmanti, eccetera, anche per chi utilizza il mais per fare biomassa è un valore. In più arricchisce il terreno in questo modo, proprio perché ormai il mais, come diceva Campesi, mi ricordo questa bella frase, sta in piedi e la terra serve solo a mantenerlo in piedi, perché ha ormai consumato tutto sotto, no? Non c'è più nulla, se non gli dai concimi, non diserbi, la terra è impoverita. E usciamo da 50 anni di colture intensive di mais. Quindi loro lanciano questa proposta. Il vantaggio è che è anche nettarifera, ha una capacità nettarifera, mi pare, l'hanno sperimentato in Polonia, di 400 kg per ettaro, quindi vuol dire un po' quella che ha la caccia sostanzialmente, ecco, per capirci. No? Bisogna provarla, noi abbiamo visto dentro, più melata forse che questa, ma siamo andati a vederli il 4 di agosto, ecco, mi ricordo, no? Quindi, per cui, però è una bella... Allora, Costalterra ha già detto che ha tenuto un pacco di semi per la nostra associazione, per cui dobbiamo andare a prenderli. E lì siccome non si trovano questi semi, se non a bustine piccole che ti chiedono 3-4 euro per 30 semi, no? Che è proibitivo, quindi non si trovano. È chiaro che 3 ettari che hanno seminato hanno raccolto i semi, adesso ce li facciamo dare e pian piano loro dovrebbero inserirlo anche nel piano del PSR come appunto con un valore particolare per chi farà queste coltivazioni. Noi da parte nostra, se riusciamo a raccogliere più di qualche chilo, ecco, di sementi,
poi le metteremo a disposizione di chi è interessato, insomma, chiedendogli a sua volta di darci i semi dopo, perché il tempo che Veneto Agricoltura farà tutti i passaggi, noi arriviamo prima scambiandoci i semi tra di noi. Chiedo a loro se avevo altre cose da dire, perché vi ho già trattenuto tanto, non mi pare. Basta, casomai mi viene in mente dopo, se riprendo dopo. Io darei la parola adesso a Francesco. Avete domande prima di entrare negli argomenti? Io solo chiedere una cosa collegandomi al discorso dei fiori. Sì. C'è la possibilità anche di acquistare sementi per fiori da prato, da campo, che possano evitare le api? Noi non li abbiamo, però non è un grosso problema recuperarli e tenerli in associazione, questo sì. Anche se devo dirvi, vi racconto questa esperienza di 2 anni fa, prima del Covid. Ero andato da quello di Quinto Vicentino, come si chiama? Zanandrea. E gli ho detto, dammi un pacco di sementi, no? Però voglio sapere bene cosa c'è dentro. E mi ha dato l'elenco. Io a fianco gli ho fatto vedere l'elenco della capacità nettarifera di tutta quella pianta, di trifoglio, eccetera, e alla fine avevano pochissima capacità nettarifera insieme quel mix, per cui in giro trovi un po' di tutto. Allora dovremmo fare una cosa apposta, infatti mi ha chiesto di lasciargli quella volta l'elenco, perché invece di mettere il trifoglio bianco metteva il risupinato o il persiano, ecco, mi ricordo che avevano 3 volte la capacità nettarifera, piuttosto che altre piante, quindi li rifaceva. Per cui se troviamo chi lo fa un po' come diciamo noi, lo riprendiamo e li teniamo lì in associazione, perché a volte si trova, diciamocelo adesso, è un momento molto favorevole, no? Vedete quante amministrazioni si stanno buttando, aziende ci chiedono di intervenire, vogliono acquistare alveari, darli ai dipendenti, farceli gestire. I sindaci hanno capito che parlare di api è un momento favorevole, per cui anche le aziende si buttano su questo settore. Caldogno ha fatto quel progetto insieme a Veneto Agricoltura all'Università di Venezia, l'UIUAV, e hanno fatto una semina, no, di essenze nettarifere, non so in quanti ettari di terreno. Io, sindaco, con un amico, l'ho chiamato e ho detto sì, benissima questa iniziativa, ma per verificare la capacità nettarifera di polline di quelle essenze che avete seminato, se non hai gli alveari a fianco, come fai? No? Per cui ti diamo la disponibilità di nostri associati di portare lì in questi prati gli alveari, che così noi abbiamo il vantaggio di avere intorno tutti i pianti fioriti apposta per le api. Dall'altro lato portiamo a casa il miele e loro fanno le verifiche. Quindi c'è un insieme di iniziative su cui noi siamo impegnati con le amministrazioni. Oggi c'era il giornale, la ditta che metteva giù, regalava le piante per le tarifere. Il sindaco di Creazzo ieri mi ha detto: Gerardo, facciamo anche qua un bel viale di tigli piuttosto che... Quindi ci stanno chiamando. Con Bolzano Vicentino abbiamo fatto anche un po' la pace dopo che l'abbiamo bastonato sul trattamento per le zanzare, no? Che sono stati pesanti, perché i nostri apicoltori hanno avuto morie a causa del trattamento delle zanzare che ha fatto il comune in piena fioritura di tiglio. E adesso, insieme a Monticello Conte 8, sono disponibilissimi e vogliono che gli diamo una mano. Allora, tornando, ben volentieri, facciamo un bel mix, ci sentiamo qualche magari un Andrea o d'altro e mettiamolo lì in associazione che sia un bel mix vero, però ecco, non di quelli che si trovano in giro. In più, io vi chiederei, ecco, vi coinvolgerò come associazione, vi coinvolgiamo su tutte queste iniziative, per cui se c'è qualche comune che ci dice facciamo queste cose, dopo noi lo segnaliamo a chi è nella zona, perché sì, ne ha benefici tutto. Hai sentito al convegno però di Assisi che hanno aderito verbalmente, ma non sono ancora nell'elenco. Ma non importa. No, vedi, tanti comuni, no? Vedi Vicenza. Per fare un esempio, dopo però dobbiamo parlare di Vicenza, però è anche la prima volta che ci troviamo, quindi è giusto
corso che dialoghiamo su queste cose per aggiornarvi. Vicenza, per esempio, non si è iscritto ai comuni amici delle Api, no? Non ha deliberato nulla, però sta facendo, cioè, ci ha fatto fare l'apiario, Campese gli ha fatto l'elenco preciso delle piante e loro li hanno già fatte comprare per il Parco della Pace e le stanno già mettendo giù. Per cui lì, per esempio, nel Parco della Pace avremo 20-30 mila metri con un laghetto di terreno disponibile per l'associazione. Io ho anche fermato l'assessore, però se va avanti, ben venga, insomma, cioè, ci dà quell'area, ma vuole addirittura arrivare a comprare anche le casette delle api per fornirsele. Ho detto, vabbè, ci ruba il mestiere, ma non è un problema, insomma, ecco, ben venga. E non sono comunque delle api, però fanno per questa cosa. L'importante è noi che siamo apicoltori, starci dietro. Bravo, è questo il vero video, perché dall'altra parte ci sono comuni che si sono iscritti all'elenco dei comuni amici delle api, però come Bolzano Vicentino hanno fatto i trattamenti per le zanzare nei periodi peggiori possibili, le api, insomma, ti ricordi, oppure il comune di Monticello Conte 8 si fa dare 70, per fortuna non glieli hanno dati, hai sentito quella sera, 70.000 euro di contributo per l'apicoltura per comprare 40 arnie. Ecco, provate a pensare, 70.000 euro per 40 arnie, che vuol dire 1.500 euro ad arnia. Per quante api ci siano dentro, sappiamo bene cosa costa uno sciame. Mi ha detto l'assessore, ma cos'è sta roba? E arnie automatiche, perché adesso va di moda le arnie automatiche. Sì, ma arnie automatiche, assessore, parlate di biosistema, parlate di ecosistema, attenzione per la natura, e fate mettere i melari per poter schiacciarli e farli venire fuori in automatico, in miele, non possono essere di cera, devono essere di silicone, per cui andiamo a mettere il miele nel silicone, così dopo si tira una leva e ti viene fuori, e l'umidità e le api come stanno. Per fortuna non li hanno finanziati, e adesso con noi sta, vuole sull'area dell'Astichello fare un progetto di collocazione di alveari, eccetera, eccetera. Noi spetta il compito di guardiani, anche se io... Però guardate, c'è una sensibilità che noi stiamo cogliendo tanto. L'ho visto, Bassano abbiamo fatto l'apiario e ce l'hanno finanziato, Marostica non l'abbiamo ancora fatto, ma ce l'hanno già finanziato e l'hanno già deliberato. Poi lì abbiamo il gruppo di Marostica che è anche bravo, non ha potuto collegarsi stasera, ma se domenica foste venuti a Marostica, che c'era la festa di San Simeone, no, quindi la festa dell'agricoltura, avevano predisposto proprio in linea con la città di Marostica degli scacchi, un bello stand dove c'era Milan e Corrado Bordignon, hanno fatto le presentazioni dell'apicoltura a tutti quelli che passavano, ma c'erano fatto 4 gruppi di 50 persone l'uno, insomma, quindi. E poi avevano collocato nel banchetto una bella scacchiera con i vasetti di castagno da una parte e di acacia dall'altra, con sopra disegnato il simbolo re, regina, cavallo, alfiere. E poi 2 bellissime, poi farò vedere le foto, 2 belle arnietti in legno, non erano con di stirolo, quelle da 6, che al posto del melario avevano un melario ma con la greca, cioè le torri, quindi avevano fatto 2 arnie che simbolavano le torri della scacchiera, bellissima. Per cui c'è movimento e ancora ce le chiedono, insomma, altri comuni. Mi fermo perché sennò tengo io tutta la serata, e invece vorrei che parlassimo delle cose, casomai le domande le facciamo dopo. Non so se da casa mi hanno sentito tutto, spero di sì, perché io parlavo di qua, però in effetti ci sono anche... Sì, il microfono è anche lì. L'unica cosa adesso quando proiettiamo bisognerà forse mettere... Sì, se serve mi do le foto del blocco, ma dimmi cosa che ti serve. Ecco. Buonasera. Buonasera. Spero di rimanere in piedi. Vabbè. La sedia c'è. Sì, vabbè. Allora, visto che abbiamo appena nominato la Varroa, se ci sono famiglie che muoiono, sono morte o moriranno di Varroa, vuol dire che siamo ancora un po' impreparati ad affrontarla in maniera adeguata.
faccio un riassunto rapido, vi è stato insegnato, vi verrà ripetuto alla noia, che per controllare la varroa bisogna utilizzare il blocco della covata. Tutti gli altri sistemi chimici, strisce, striscioline e strisciette, sono solo un'illusione, anche quelle che vende l'associazione, perché effettivamente la varroa che abbiamo selezionato è talmente forte che non la si riesce più a controllare con prodotti chimici usati in maniera contenuta, e quindi vuol dire che non è la soluzione. La soluzione è bloccare la covata tarda estate, cioè il periodo che vi è stato già detto più volte, da metà fino al 20, anche fine luglio. Bloccare la covata vuol dire far emergere tutta la varroa e trattarla in un periodo estivo in cui si può usare tranquillamente lo salico liquido e abbatterla in maniera sostanziosa. Questo permette, quando la famiglia andrà a riprendere la covata, permette di allevare api invernali poco infestate, in abbondanza, e quindi arrivare in questo periodo con famiglie belle popolose, già pronte per invernarsi e ricevere, poi come diremo, un secondo trattamento, diciamo, di pulizia totale. Però è fondamentale agire fine estate con il blocco. Lo ripeto alla noia, il blocco, oltre a bloccare la riproduzione della varroa, blocca la riproduzione dei virus che la varroa trasporta, e sono quasi 20. Sono questi virus che poi noi non riusciamo più a controllare, anche se volendo controlliamo la varroa in tarda estate o in inverno o in autunno, perché noi potremo comunque sempre ammazzare la varroa, però quando i virus hanno colpito in abbondanza, quindi si trovano nello stomaco delle api, quando sono lì cosa fanno? Abbassano le difese immunitarie, quindi le api perdono forza, e perdendo forza non sono più in grado poi o di allevare api invernali, o queste api invernali non sono più in grado di svernare, e quindi le famiglie piano piano si svuotano oppure vengono saccheggiate, e quando è febbraio non c'è più niente dentro gli alveari, oppure ci sono famiglie piccolissime con grosse difficoltà alla ripresa. Per cui diciamo che tutta la stagione dell'anno dopo si prepara proprio in quel momento lì, fine luglio. Fine luglio uno deve mettersi in testa che le strisce, gli evaporanti, timolo, mentolo, formico che ho usato in abbondanza, servono poco o niente, più che altro a fare danni. Però danno l'illusione di aver fatto un bel lavoro, e in realtà non si è fatto un bel lavoro, perché poi vediamo che le api si indeboliscono, calano fino a scomparire, e lo vedo, perché basta girare, no? Postazioni che 3 mesi fa si vedevano belle compatte, 20, 30, 10 cassette, adesso si vedono i buchi in mezzo, è un brutto segno, già adesso i buchi in mezzo. Quelle casse lì sono già collassate, un po' per la varroa e soprattutto per i virus che questa varroa trasportava. Quindi quando noi adesso andiamo a dire 2 parole sull'invernamento, dobbiamo pensare che l'invernamento parte proprio da quel periodo lì, periodo che magari uno ha finito, tolto i melari, e dice vabbè, insomma, sono belle popolate, hanno 8 favi di covata, è convinto di avere qualcosa di valore in mano. In realtà l'autunno è lungo, e quando va a confrontarsi poi con il calo delle api si accorge che anche se non si vedeva, la varroa c'era e ha fatto nel contempo molti danni. Quindi ho cercato di ribadire questo concetto che è fondamentale. Poi gli interventi invernali di pulizia, diciamo, sono buoni, efficaci, ottimi, però devono sempre essere interventi fatti su una famiglia
che è già bella popolata, che è già sana, che è già bella ripulita, per cui ci andremo a presentare in primavera con pochissime, prossime allo zero come numero di varroe. Qualcuna ci sarà sempre, però diciamo cercare di avvicinarsi allo zero, perché 5 varroe in luglio sono già 800, ma se andate adesso sono già 2000, per cui uno dice porco cane come funzionano bene queste strisce, però ogni volta che le faccio, ogni volta che li faccio sublimato c'è sempre il vassoio nero. Forse è rinfestazione? No, non è rinfestazione, è varroa propria, è varroa che uno si è allevato e aspettando troppo tardi a intervenire, sapendo chiaramente che ogni mese la varroa raddoppia. Se noi andiamo da metà luglio e sono 700-800, andiamo a metà agosto, sono 1600, andiamo a metà settembre, sono 3000. Quindi voglio dire, la crescita proprio nel periodo più critico, cioè l'autunno, quando la covata va a calare, c'è proprio una crescita esponenziale di varroa. Per cui noi poi alla fine cos'è che succede? Ci troviamo che magari facciamo i nostri trattamenti sul tardi e puliamo le api di varroa, ma non le puliamo dei virus che la varroa ha trasportato, e quindi andiamo a affrontare l'inverno con api deboli. Ho cercato di ripetere perché è fondamentale, cioè tutto il resto, nutrimento, sviluppo, cambio di origine, sono tutte chiacchiere secondarie per quanto riguarda l'apicoltura. L'apicoltura adesso è fondamentale che operi in una certa maniera. Chi non si è arreso a questo sistema, cioè bloccare la covata, sta scomparendo. E non parlo di piccoli apicoltori, ma parlo anche di grandi apicoltori, parlo di miei clienti da 20, 30, 40 anni, che non si sono loro, i loro figli, i loro nipoti, perché ormai 3 generazioni che ho conosciuto, chi ha accettato l'idea di lavorare un po' di più e di intervenire per tempo nelle famiglie, c'è tuttora anche in situazioni cattive, fame, stress, caldo, c'è ancora le famiglie decenti. Chi non si è arreso sta scomparendo, cioè lavora inutilmente. Va telefonando l'altro giorno un mio amico da Agrigento, da 2200 casse adesso è arrivato a 1100, cioè sono morto 1000 casse in 2 mesi. Cioè 1000 casse è un numero che io per un giorno ero un po' scobussolato, anche se ho 3 api, però a pensarci è una quantità, anche perché è uno che gli ho dato fiamme, gli ho dato regine, quindi gli è morto anche il mio materiale, insomma, genetico. E cosa che ha fatto? Ha continuato, strisce di qua, strisce di là, fumi, fumetti, prodotti evaporandi, un po' di tutto, e che dice ingabbiare, bloccare la covata è un lavoraccio, però alla fine cosa che ha ottenuto? Se lui fa il conto quello che ha perso, anche valutandole 150 euro una famiglia, insomma 1000 famiglie sono 150.000 euro, e voglio dire, pagava 2 operai bene a ingabbiare o bloccare la covata, insomma, sempre considerando il fatto che quando ci sono tanti morti, quelli vivi non è che siano grassi, anzi, difatti poi parlando ho detto che c'è postazioni con le famiglie piccole, tutto un saccheggio, quindi non sa cosa arriverà a febbraio, quando è ora della primavera e quindi della ripartenza, non sa quanto materiale gli rimarrà. Infatti dice, vieni giù, sì, vengo giù, sì, ma c'hai un po' di api anche per me? Dico, ahimè, una volta forse, adesso ormai la schiena non lo permette, però per dire, questo succede in tutte le grosse zone dove c'è tanta apicoltura. Chi già da 2, 3, 4, 5 anni piano piano ha adattato il suo lavoro all'interruzione della covata, riesce ad avere le api a posto, riesce a svernare, quindi riesce anche a produrre. E gli altri sono sempre boccheggianti, oltre al fatto che usare in continuazione prodotti chimici non fa altro che rinforzare ulteriormente la varroa, perché chiaramente
una parte muore, quella che muore è una parte sempre più piccola e continua a riprodursi quella parte di varroa che invece è resistente a questi prodotti chimici. Quindi è un andare al nulla continuando a usarli. Abbiamo la fortuna che abbiamo l'acido salico, che è un prodotto naturale, che per ora non agisce sui meccanismi della varroa, ma gli dà solo una grossa scottata, e quindi speriamo che per un po' riesca a scottarla per bene, quindi per un po' di rimanere tranquilli. Oltretutto non inquina, non crea resistenza, cioè ha dei vantaggi che la chimica non ha, insomma. Oltretutto costa poco, è di facile utilizzo, sia quello liquido sia quello sublimato, quindi non vedo perché gli apicoltori non riescono a capire che è vero, è comodissimo, 2 strisce e il problema è risolto. No, non è risolto un tubo. Devono capire che la soluzione è molto semplice, è molto economica e molto efficace, perché alla fine, anche se 2-4 strisce in qualche maniera riducono l'infestazione, quella famiglia lì comunque non è così bella quando va a affrontare l'inverno. Mentre una famiglia che ha avuto il blocco affronta l'inverno con 6-7 telaini di api, belle, pulite, già le regine hanno smesso di fare la covata, e quella lì sì, dà sicurezza per un altro anno. Adesso abbiamo avuto alcuni inverni molto buoni, è molto semplice svernare, ma abbiamo avuto inverni con periodi molto lunghi sotto zero e anche molti gradi sotto zero, e lì ci vogliono famiglie sane, famiglie a posto, altrimenti uno trova i telaini e 4 api aggrappate lì è finita, insomma. Quindi è importante, se uno che abbia 10, 50 o 1000 alveari, che accetti l'evoluzione e un sistema semplice, un po' più laborioso, ma che però permette ancora di mantenere le api belle e non infestate. Quando non sono infestate, sono anche in grado di produrre di più ed evitare tutte quelle chiacchiere che si fanno, che a gennaio, che a febbraio, che a marzo, che a giugno, che a luglio bisogna fare le prove e vedere quante varroa c'è. Chi fa il doppio blocco di covata non ha quel problema, perché facendo un blocco estivo e quindi arrivando a una bassissima infestazione e poi diciamo un trattamento o più trattamenti invernali, si arriva a una presenza di varroa di qualche unità, e questo fa sì che uno può affrontare tutta la stagione fino a luglio dell'anno dopo senza nessun problema, senza dover fare i test per capire ma ce ne sarà, vedremo cosa succede dopo la caccia, vedremo cosa succede dopo il tiglio. No, non c'è nessun problema, perché uno arriva tranquillamente a fine luglio con le famiglie ancora belle popolate, con la loro bella covata, e poi tranquillamente fare il blocco estivo con la certezza che nata tutta la covata e fatta una bella pulizia con l'acido liquido, così con la siringa, la famiglia è ancora in grado di ripartire molto bene, anche se le api hanno preso una bella botta, perché lo salico liquido dà una bella botta, dà una bella scottata anche alle api, non solo alla varroa, e quindi già diciamo seleziona le api, nel senso che quelle un po' più deboli, quelle già che hanno avuto qualche beccata, quelle spariscono immediatamente, e rimangono quelle che non sono infestate da virus, cioè quelle che hanno dentro delle difese buone e quindi sono in grado di allevare della bella covata, e se sono pulite allevano della bella covata e invernano delle belle famiglie, anche in una situazione di crisi come abbiamo avuto quest'anno, che praticamente non c'era niente, c'era talmente secco che anche l'edera, a parte qualche granino di polline, almeno in campagna non ha dato niente, qualche fortunato che aveva vallette umide là su per le montagne ha avuto qualcosina, ma in campagna l'edera proprio quest'anno neanche il profumo si è sentito, quindi famiglie che avevano problemi a recuperare materiale proteico, dov'è che andavano? Andavano sul sorgo, quella cultura lì che poi mettono giù per
per poi fare il ceroso, non il sorgo mais, il sorgo quello che seminano dopo il frumento, dopo l'orzo, che è un polline anemofilo, poverissimo, e assaggiarlo fa anche schifo, ed era l'unica sorgente di proteine perché l'edera, con la gran siccità profonda, non era in grado di fare una fioritura che desse, non dico nettare, ma anche un po' di polline decente, insomma. Quindi, nonostante, le famiglie sono riuscite a fare una buona quantità di api invernali e adesso sono invernate bene. Io non le ho fatto le foto di questi giorni, ma le foto di un anno fa, di 2 anni fa, sono uguali, identiche di quello che uno vede oggi, e chi fa sistematicamente queste operazioni può dimostrarlo, può certificarlo, può testimoniarlo, perché effettivamente diciamo uno ha 10 o 50 famiglie e vederle più o meno tutte belle, uniformi, senza saccheggio, e vederle affrontare l'inverno in quelle situazioni lì è una bella soddisfazione, anche se ha portato un mucchio di lavoro, insomma. Ho finito la mia intemerata. Allora, adesso bisogna che risponda. Allora, non so, cosa gli hai fatto vedere? Le esperienze. No, non importa. Allora, l'invernamento è un'operazione, ripeto, riassumo in fretta, l'invernamento è tutta una serie di operazioni che servono per preparare le famiglie ad affrontare l'inverno nella maniera migliore possibile e arrivare in primavera in condizioni ottimali per partire bene. Allora, in genere l'invernamento comincia diciamo i primi di settembre. Già uno vede come sono le famiglie, le stringe un po' e poi vabbè, tu fai correre, ma è lo stesso, tanto io parlo. Uno comincia, oltre a stringere, valuta le scorte. L'importante è che le famiglie abbiano belle scorte. Ho visto un paio di giorni fa le famiglie che facevano ridere. Cioè scorte così, uno dice, ah vabbè, poi do a mangiare in gennaio e febbraio, però scorte così fanno ridere, insomma. Fa ridere l'apicoltore e non ti faccio nomi. Invece è importante in settembre somministrare candito, somministrare liquido graduale, in maniera che le api siano spinte ad allevare covate e nel contempo a immagazzinare. Una famiglia deve immagazzinare bene opercolato entro la metà ottobre. Perché? Perché poi la covata va a scomparire, la famiglia deve riposare, non produce più calore, quindi anche quello che si somministra più tardi quasi mai lo opercolano, e quindi questo alimento diventa un pericolo, perché quando comincia a piovere umidità, questo alimento si gonfia, comincia a gocciolare, le api si gonfiano perché hanno un alimento lungo, diciamo, non concentrato in zuccheri, e quindi possono essere soggette a diarrea e anche a nosema. Il nosema, ci sono 2 nosemi, sapete, quello nostro e quello cerano. Ci sono sempre le spore dentro. Sta all'apicoltore non fare operazioni tali che da innescare una riproduzione di queste spore. Quindi è importante che l'alimento sia dato per tempo, in maniera che le api lo opercolano, e quindi poi quando d'inverno vanno ad alimentarsi è tutto percolato, quindi mangiano zuccheri concentrati, ne mangiano meno ovviamente perché l'acqua è acqua anche per loro, e quindi hanno meno l'esigenza di dover uscire per scaricarsi. E quindi è importante che quindi la famiglia riesca a stare in glomere senza problemi e non a svolacchiare ogni colpetto di sole perché l'alimentazione che ha dentro non è adeguata. Gli altri anni dicevamo che chi ha l'edera è importante che assieme al miele di edera somministri o sciroppo o candito, perché il miele di edera, e l'ho già visto, fa delle fasce che sono già cristallizzate, molto legnose già adesso che non ha neanche fatto freddo, quindi figurarsi quando ghiaccia, e se le api si trovano su quelle scorte lì chiaramente sono a rischio perché non riescono ad alimentarsi, quindi è importante
se uno vede che lavorano sull'edera, e si vede perché sbiancano, perché portano miele fresco, c'è il miele fresco in mezzo alla covata, nel contempo somministrare o liquido o candito, in maniera che mescolando i due prodotti non si ottiene più una miscela che viene dura, ma morbida, che le api riescono a utilizzare anche durante l'inverno. Quest'anno non c'è questo pericolo, però è da tenere presente quando uno, quando è settembre che comincia l'edera, va a guardare le api. Tra l'altro guardarle le api, perché le api che ho guardato io 2 giorni fa, c'avevano una botta di propoli che ci voleva il picco, non la leva per tirare sui telaini. Allora non dovete aver paura di guardare le api potete guardarle anche ogni settimana. Io le guardo più spesso perché ne ho poche, ho il vizio di guardare le api, quindi non posso fare a meno, è una droga, diciamo. Però insomma guardare, non serve cercare sempre la regina. Uno smuove i telaini, li tiene puliti, toglie i punti, toglie i propoli, cioè ogni volta che le va a guardare li tiene pulite. Se voi andate sulla vostra tavola, mettete il tovagliolo, poi i piatti lo mettete bene, i bicchieri, l'acqua, il vino, cioè avete cura di voi stessi e del vostro ambiente attorno a voi, e dovete aver cura anche della cassetta delle api. Questa delle api non è solo una macchina per produrre miele, ma è anche un'espressione della propria passione. Cioè, uno, se ha passione delle api, la deve estrinsecare anche nella cura che deve avere, non solo togliere il miele e poi vendere i vasetti, ma anche nel curare l'aspetto, diciamo, visivo dell'alveare. E anche quello fa parte e dimostra se uno ha effettivamente passione delle api, e quindi aspetta la primavera con ansia, poi aspetta la caccia con ansia, poi aspetta il castagno con ansia perché vuole vedere cosa fanno le sue api, oppure se è solo un barattolaio, nel senso che vabbè, quello che fanno le mie, se no poi lo trovo a latte e confeziono quello degli altri, perché conta vendere i barattoli di miele. Invece la passione per le api è la passione delle api, non dei barattoli di miele, è la passione delle api. E siccome che dovremmo sempre di più capire questo ragionamento, perché io ho visto tanti ragazzi, che adesso sono anche vecchi, perché c'ho una vita alle spalle, che hanno cominciato con le api, gliene ho vendute anche tante, però se non scatta quel meccanismo della passione, poi piano piano le api sono calate e sono cresciuti i fusti che venivano da fuori, perché uno da allevatore si è trasformato in barattolaio. Si chiama ancora apicoltura quella che fa questo, quello, quell'altro che conosco, però insomma è un'apicoltura, quello che succede, succede. Per anni ho venduto api proprio a questi personaggi, perché chiaramente non possono esibire come qualcuno le casse vuote per dire il miele l'ha fatto quelle casse lì, perché chiunque vede che sono vuote, quindi un po' di api le devono tenere, proprio le povere api ogni anno destinate a scomparire, insomma. Mentre l'apicoltore, se si sente apicoltore, deve sviluppare, far crescere e estrinsecare questa passione. Allora, l'altro giorno prendiamo 5 cassettine, ce n'è una che si muove parecchio e l'apicoltore dice: quella lì è molto dinamica. Dico io, mica tanto, no? La guardo, riguardo, non è che posso, se non sono interpellato, taccio. Dico, meglio che la guardiamo per prima, no? È dinamica. Era una famiglia orfana già, era orfana da un bel po', ma mi pare impossibile. A luglio aveva la covata così, dico luglio, sono passati mesi, ma quasi non ci credo. Dico, guarda, il terzo telaino, come chi segna, tu guardi il polline, c'è già i cuculini sul polline, vuol dire che orfana da un bel po', se era estate già avrebbe avuto l'allevamento di fuchi. Sono api invernali, quindi tengono duro molto di più, quindi resistono diciamo, all'allevamento di fuchi.
E questo qua è rimasto scosso, è rimasto impietrito, soffriva perché gli è venuta gli ultimi 2 o 3 anni una gran passione, si vedeva che soffriva, non riusciva più poi a seguire, guardando le altre cassette, a seguire i ragionamenti, i discorsi che si facevano. E la passione si capiva perché rispetto a qualche maestro le aveva invernate bene, quindi erano scortate bene, avevano disposta bene il miele di scorta, erano ben popolate perché le aveva alimentate durante l'edera e quindi l'edera le aveva stimolate e lui aveva completato le scorte, quindi erano veramente belle famiglie, anche quella lì che era orfana era una gran bella famiglia. Lì era scattata la passione perché lui stava soffrendo. E vorrei che gli apicoltori, quando muore una cassetta, non dicano che sono morte 3 su 10 o 3 su 20 o 3 su 50, ma dovrebbero soffrire e capire perché sono morte quelle api lì e fare la diagnosi che sono morte primo per colpa mia, dell'apicoltore, non è mica colpa del vento, delle antenne, dei cambiamenti climatici, sono tutte balle. La ragazza che viene a guardare le api dell'apiario di Vicenza, che sicuramente aveva le api, non ha mica chiesto come mai queste famiglie sono così piene di api, ma c'hanno varroa. Se avevano varroa, abbiamo controllato l'ultima rosetta che nasceva, no, le ultime apine, ed erano belle pulite. No, ha detto, secondo me queste api qua moriranno. Dico, perché? C'è l'antenna qua. Dico, vale, l'antenna me ne frega un tubo. Le api muoiono se non le curi, se non le guardi, se non ne capisci niente. Ascolti me, fai lei. No, prima mi ha chiesto, ma avete il miele? Sì, cioè, lei in associazione, hanno il miele. Però poi andando via non tanto contenta. Ha detto, vedrà che queste api qua moriranno. Vedremo se moriranno queste api, solo perché c'è il ripetitore del telefono. Le api muoiono per mancanza di cura, di preparazione, di voglia di tenerle bene. Ho fatto un po' di tutto. Se vuoi, c'è il lavoro. Allora, l'invernamento si conclude in questo periodo in cui le api dovrebbero praticamente cessare la covata. Adesso comincia il periodo pre-invernale, diciamo, in cui bisogna fare la pulizia totale. Allora noi suggeriamo, se uno vuole fare proprio lo sfizioso, e già si sta facendo in giro per l'Italia, fare un ulteriore blocco della covata. Voi sapete che effettivamente il clima è un po' cambiato, abbiamo diciamo, mesi di novembre caldissimi, stiamo qua aspettando la brina con ansia, però potrebbe fare una sciroccata di nuovo di 17-18 gradi, e quindi le api sono sempre lì nell'idea, teniamo la covata, non la teniamo, oppure, visto che l'hanno sospesa già, magari metà novembre la riprendiamo, potrebbero anche farlo perché se fa una sciroccata potrebbero riprendere la covata. Allora noi stiamo spiegando il blocco invernale. Il blocco invernale è quasi essere sofisticati un po' come apicoltura, però ha le sue spiegazioni. Allora, intanto ingabbiando la regina, diciamo adesso, i primi di novembre, 7-8 novembre, cosa succede? Succede che intanto quelle che non hanno la covata rimangono senza. Quelle che hanno le rosette, fra 10 giorni non hanno più niente. In quel momento lì noi siamo in grado di aggredire di nuovo totalmente quel po' di varroa che è rimasta. C'è il sistema del sublimato. Allora suggeriamo, ci sono due opzioni. O uno non vuole ingabbiare le regine e allora deve cercare il momento giusto che non c'è la covata. Bisogna guardarle le api, anche se è novembre e anche se è dicembre. E un attimo si capisce se c'è covata, perché la famiglia, intanto per cominciare la famiglia così non c'è covata. Se la famiglia è aperta, c'è la covata in dicembre. Bisogna cercare il momento in cui non c'è la covata e farli diciamo, intervenire col sublimato.
sono tutte tecniche che conoscete, quindi non ve le sto a spiegare. Sublimato, nel caso uno non ingabbia la regina, vanno fatti 3 sublimati a distanza di 3 giorni. Perché così concentrati? Perché spesso quando si fa il primo sublimato, dopo che le api hanno sospeso la covata, cosa succede? Che il sublimato, come soffoca noi, soffoca anche loro, quindi hanno una forte reazione di soffocamento, producono calore e se voi andate a vedere le cassette, qualche volta non solo scappano fuori, ma per 2 o 3 giorni c'è tutta la cassetta umida, perché è proprio l'effetto del soffocamento, loro producono calore e reagiscono producendo calore e umidità. In quel momento lì cosa succede? Può succedere che una famiglia parta con la covata, cioè la regina sente che passiamo da 15-16 gradi, che è la temperatura interna della famiglia senza covata, la famiglia gli può partire con la covata. Magari è 1 su 5, è 1 su 3, è 1 su 10, però può partire con la covata. Quando la famiglia parte con la covata, quando noi andremo a fare interventi successivi, non servono più a niente, perché allora ammazzeremo quelle 20 che cadono al primo trattamento, però magari ne rimangono altri 7-8 che colpiremo col secondo o col terzo trattamento. In quel caso lì le api partono con la covata, è una partenza, diciamo, spuria, cioè fuori dal sistema naturale. Le api dovrebbero partire ai primi di gennaio, a metà gennaio con la covata, cioè quando si allungano le giornate e andiamo verso la stagione nuova. Se lo fanno prima, cosa succede? Si consumano loro, perché devono fare caldo per allevare pochissima roba, quindi non c'è uno scambio alla pari, sono più quelle che muoiono per allevare quelle giovani che nascono e quindi c'è un calo della famiglia e c'è un gran consumo di scorte, perché chiaramente tenere la famiglia a 15-16 gradi c'è un consumo, tenerla a 30-35 per tenere la covata viva c'è un altro consumo, soprattutto quando fa le brinate, quando nevica. Quindi far sì che la famiglia non parta con la covata è un doppio vantaggio. Arriviamo in gennaio con le api ancora integre e in più con un risparmio di scorte. Però diciamo, uno può anche scegliere di non intervenire sulle regine in questo periodo. Quindi se uno non lo fa, deve essere certo che non ci sia covata, puoi fare 3 trattamenti di fila, perché in quel caso lì, anche se qualche famiglia parte con la covata, il terzo trattamento arriva quando ci sono appena le latticine e quindi anche il terzo colpisce l'eventuale varroa. Voi dovete tener conto che avete il cassetto, quindi usatelo per controllare. Già il secondo trattamento deve cadere 7, 8, 2, 3, 5 varroe, al terzo meglio 0, massimo 1, 2, 3, massimo 3 varroe al terzo trattamento. Ogni 3 giorni. Perché poi cosa succede? Che dopo il terzo trattamento già c'è qualche famiglia che ha le larvicine e quindi purtroppo non si può più intervenire né in dicembre né in gennaio, perché poi la covata la tiene sempre. Se invece, come suggeriamo, come fanno già tanti professionisti, decidiamo di ingabbiare le regine, che è un'operazione molto più semplice che non ingabbiarle in luglio. E in luglio il blocco della covata, vi è stato spiegato, vi verrà spiegato di nuovo, si fa un blocco attivo, cioè con il favo e la regina isolata con le scudi regine, quindi lì si lavora su una famiglia ben popolosa. Qua lavoriamo su famiglie che sono su 6 teleine di api, ma sono tranquille perché sono già preparate per l'inverno. La regina si trova con grande facilità, la si infila nella gabbietta, e poi la si dispone all'interno dell'alveare. Noi le teniamo su 6 telaini, apriamo i telaini a V, ecco là, 3, 6, apriamo i telaini a V e poi infiliamo giù la gabbietta. È molto semplice, no? Questa roba qua, molto semplice. Uno se la fa, si fa il gancetto, taccate, la mette a cavallo del telaino e la infila giù a questa altezza. È la zona dove la famiglia
diciamo, tende a fare il glomere, perché nella parte superiore ci dovrebbe essere il miele, poi la parte sotto è vuota dove le api si impaccano e li riscaldano la regina senza nessun problema e rimangono tranquillissime. Oltretutto con la regina in gabbietta volano molto meno, non vanno a rompere le scatole agli altri e gli altri non vanno a rompere le scatole, perché poi sapete le api sono rompiglione, quando viene un colpetto di sole, se sono abituate, cominciano a gironzolare, cercano qualche entrata dietro, perché vorrebbero rubare. Quando c'hanno la regina in gabbietta, stanno ferme, non ha proprio voglia di... stanno tranquille. In quella situazione lì, allora non è più necessario fare in fretta 3 trattamenti, perché ne può fare uno quando uno è certo che non c'è la covata, quindi quando va a ingabbiare vede se c'è qualche rosetta di covata, poi ne può fare uno dopo 8-10 giorni, un altro altri 8-15-20 giorni, cioè magari aspettando proprio delle belle giornate, in maniera che magari le api si aprono un po' e quindi il trattamento è bello efficace. Il sublimato, così, non, diciamo, non danneggia le api da farle calare, cosa che invece succede con lo salico liquido, quindi i 3 trattamenti la famiglia li sopporta benissimo senza nessun problema. Messa in quella condizione la famiglia può arrivare tranquillamente a gennaio dell'anno dopo. Normalmente noi le liberiamo dopo a Befana, quindi nel momento in cui anche spontaneamente partirebbero con la covata. Le liberiamo tutte assieme, quindi uno diciamo, sa che poi le api partono tutte uniformi. Non capita che una magari parte prima, poi cosa che succede? La cassa che parte prima, uno magari si convince che è la migliore, no, in realtà parte prima, emette ormoni, emette profumi prima e spesso succhia api dalle casse vicine, quindi poi diventa una gran bella famigliona. E se uno non sa starci proprio dietro, quella lì è la prima che si ama e poi non fa più niente tutta la stagione, quindi meglio che partano tutte tranquille, belle equilibrate, in maniera che tutte vadano a produzione, quello è fondamentale. Pensiamo anche alla produzione oltre alla passione delle api. Allora metà, quella lì è come vengono sistemate, diciamo i 6 telaini concentrano il glomere, il resto se uno ha anche altri telaini li lascia un po' distanziati in maniera che se c'è del miele lo tolgono, che poi vanno riutilizzati chiaramente, però diciamo obbligare le api a concentrarsi in quello spazio vuoto dove abbiamo infilato la gabbietta. La gabbietta è qua, fa intendersi. L'esempio, la gabbietta è lì. Sì, la si vede bene, no? Viene infilata diciamo un po' indietro dove si apre il bu di telaini, che è il posto dove le api amano fare il glomere. E quindi è fondamentale mettere lì perché magari se la famiglia è un po' piccolina c'è il rischio che faccia il glomere da un'altra parte, quindi bisogna stringerla ancora di più in maniera da costringerla a fare il glomere proprio sulla gabbietta, perché chiaramente la regina deve essere protetta, no? Anche se la temperatura del glomere è bassa, però comunque va protetta. E dopo la Befana, vai avanti un po', dopo la Befana la regina viene liberata, vediamo questo qua, vabbè, eccolo qua. Il sistema per liberarla è praticamente, e si può agire anche se è freddo, basta che sia il sole, voglio dire le api no, sono vive, quindi non è che va sfilata la gabbietta, gli è tolto il coperchietto che la chiude, no? Sì, gli è tolto il coperchio e viene tappato l'apertura con un pezzetto di candito, quello che vende l'associazione, questo per, diciamo, far sì che le api la facciano uscire tranquille, non a contatto con le mani, con lo stress che crea l'apicoltore, ma con calma. Loro in un paio d'ore rosicchiano quel tappo lì e quindi se la liberano ciucciandola bene, tranquille. Normalmente quelle liberate a
gennaio le prendono al 100%, sono api invernali, sono diverse dalle api estive. Le api estive sono stronze e le ammassano. Difatti poi quando è settembre, no, chi ingabbia le regine con le gabbiette comincia a telefonare, c'hai qualche regina perché mi hanno ammazzate, c'ho le famiglie orfane, bla bla. Perché? Perché le api estive mai sopportano quell'operazione lì, mentre quelli invernali non creano nessun problema. Lo facciamo qui, ma lo fanno in Toscana, lo fanno nelle Marche, lo fanno in Sicilia, lo fanno in Sardegna, cioè voglio dire, è un sistema ormai collaudato per tenere le famiglie belle, popolate, pulite da Varroa. Solo le riviste che hanno ancora la fissazione della Varroa, che devono scrivere i zuccherini di qua e i zuccherini di là, però in realtà i professionisti lavorano già con questo sistema e certo, lavorano di più, è chiaro, lavorano di più, però è meglio tenere 200-300 casse di meno, ma averle belle sistemate, ben popolate, che non averne 2000 come il mio amico, però tutte lì straccione che non sai cosa hai in mano e poi alla fine prendere la batosta. In quel caso lì metti il coprifabro Alessio, sì, poi chiaramente il coprifabro per forza perché c'è lo spazio. No, il coprifabro Alessio non crea nessun problema, io non metto nylon, polistirolo, eccetera, anche questi giorni telefonano, ma ci mettono il nylon. Voglio dire, ma sono aperte davanti, quello di ci metti il nylon sulla testa, ma sono aperte. Ma te stanno più calde. Ma se tu hai la porta aperta di casa, è inutile che c'hai il nylon sulla casa, è sempre freddo dentro, voglio dire. Quindi è importante che la famiglia abbia da mangiare e sia bella e robusta, non ha problema, non ha nessun problema, non serve né nylon né polistirolo. E il freddo che viene da sotto? Appunto c'è la porta aperta, quindi è inutile mettergli la carta, mettergli 1000 storie attorno, che poi alla fine frenano l'apicoltore a controllare la situazione, mentre c'è solo il suo bel coprifavo, c'è il tetto, la famiglia è bella sana, c'ha le scorte, può fare tutta la neve che vuole. Ma se io ingabbio adesso serve la befana? Sì, 2 mesi. 2 mesi perché tutta la covata che fanno in questo periodo non fa altro che far diminuire le api e aumentare i consumi. Beh, questo si capisce, che serve grandi calcolatrici, insomma. Allora, adesso già si può ingabbiare. Sì, noi abbiamo fatto in questi giorni, gli apiari abbiamo fatto l'altro ieri. Si può fare con le gabbiette? Si può fare con le gabbiette, anche queste sono cinesi, all'occhio. All'occhio sono cinesi. Ecco. Questo qua è l'altro gabbiette. Sì, si può fare anche con quella. Dovete comunque sempre controllarle bene, perché i cinesi sono stronzi, scusatemi i cinesi, perché almeno il 10% di queste sono inutilizzabili, eppure quelle di legno. Perché bisogna controllare bene che non ci siano degli spostamenti, delle rotture, che non ci sia qualche legnetto, nel caso di legnetti che c'è la pancia oppure che l'ha fatta nel tempo, oppure se non l'è già usata che è rosicchiata perché le api le rosicchiano, queste qua no, ma quelle le rosicchiano perché poi la regina scappa e parte quella covata quando vuole lei, magari quando voi avete deciso di farle una bella pulizia, lei è già partita con la covata. Anche l'alba della sera, Come? anche l'alba della sera la mangia la gabbietta. Ah sì, rosicchia tutto, quella. A proposito di là, aspetta, dopo ti faccio aspetta un attimo. Allora, dottor Motinelli ha fatto un test, ma è da dire questa qua, perché ha fatto un test che ha mandato agli apicoltori che non so, e hanno risposto un po', non so neanche quanti, hanno risposto. C'erano varie domande, che tipo di apicoltura, se cambia regine, che razza ha, ci sono morte le api, sì, quante? Alla domanda, secondo te di cosa sono morte le tue api? Sapete che il 76% ha risposto sono morte di tarme della cera? Siamo ancora a questo livello. Ed è rimasto tutto tranquillo, cioè Motinelli avrebbe dovuto stracciarsi le vesti come rappresentante nazionale, referente nazionale dell'apicoltura.
Perché vuol dire che siamo ancora a un livello proprio sottoterra, non a livello di terra, siamo sottoterra, perché se l'apicoltore segna su un affare che si compila là, che secondo lui gli sono morte alla tarma della cera, vuol dire che proprio poveri noi, insomma, ci stiamo parlando giusto per parlare. Per dire a proposito della tarma della cera. Posso fare io le domande per quelli che sono collegati online? Sì, che il signore vuole fare tutte quelle cose. Sì. Sì, sì, quella là di Menna, dici, mio amico Menna. Sì, sì, quella di Menna. Sì. Sì, si può usare. Dove abita Menna è un altro clima, all'occhio, perché il problema nostro è che può fare anche una settimana a 6, 7, 8 sotto zero. Quindi è importante che il glomere si faccia proprio sulla regina. Lì magari potrebbe succedere che sì, può succedere che il glomere magari lo facciano un po' più in qua, un po' più in là e la regina non riesca a porre dentro al glomere. Solo basta, per il resto è uguale. Cioè, non so neanche perché l'ha fatta così grande. Qualcuno è che lui è grande e grosso, forse per quello. Qualcuno ha ingabbiato le regine d'inverno e la gabbietta l'ha messa tutta in fondo. Ed è morta. La gabbietta invece metterla, come diceva Campesi, in quella posizione là, l'ha messa qua. Morte tutte regine morte perché il glomere non è qua. Morte tutte le regine. Ma se non c'è covata serve lo stesso fare questa operazione? No, certo, questo qua è un di più, diciamo, per essere sicuri che uno può fare i trattamenti quando vuole. Se non le ingabbi devi fare 3 trattamenti a 3 giorni, poi c'è sempre il rischio che partono con la covata, quindi mentre in questo caso qua non partono comunque con la covata e lo fai a distanza di 10 giorni uno dall'altro, che forse è anche meglio perché nel contempo le api dall'interno passano all'esterno e quindi un po' tutte prendono la fumicata, è importante anche quello. Allora, siccome abbiamo oltre alle 60 persone che sono qui, ne abbiamo altri 61 collegati e quindi chiedono scrivendo in chat, Certo. quindi io te le leggo. Sara Gonzo chiede: si può fare il gocciolato con il blocco di covate invernali? Direi proprio di no, perché abbiamo già sperimentato, credo 15 anni fa, quando abbiamo cominciato, lo salico liquido sulle api invernali brucia e quindi c'è intanto una buona mortalità e mette fortemente in crisi la famiglia, perché se lo si fa fare che è più fresco rimangono bagnate per un bel po'. Appena mi pare che lo rischiano in Sicilia, perché lì capita che in gennaio per esempio hanno tranquillamente 18 gradi, quindi uno lo fa al mattino o della sera la famiglia si asciuga e riesce a ricomporsi, ma qua da noi, cioè, parlo anche per esperienza personale, abbiamo fatto danni ai primi tempi quando non c'era ancora il sublimato, poi sono cominciate le scodelline là fatte dal nostro amico Catapan e allora abbiamo cominciato con quelle, poi i sublimatori sono evoluti e adesso è molto semplice fare il sublimato, perché c'è il sublimo oppure quello lì che è un copiato, fa castagna, che uno fa un forellino nel coprifavo, che sia alto o basso, il coprifavo è uguale, e uno gli fa il sublimato da sopra ed è un'operazione che funziona benissimo, che poi il fumo scende, le api lo ventilano, passa in mezzo alle api, non si fa neanche male la schiena perché non serve neanche a piegarsi davanti. Non si prende la boccata di fumo perché prima si infila la macchinetta e poi la si gira, rispetto alle prime macchinette che bisognava mettere la polverina e poi si infilava, che già faceva la grande fumata prima ancora di entrare nell'alveare, quindi adesso c'è stata un'evoluzione che permette di lavorare con molto meno rischi. Ne abbiamo un po' discusso anche domenica con quello che fa Sublimox, no? Che ha fatto una modifica che è stata gli ho detto chiaro e tondo, per me è una retromarcia rispetto all'apparecchio originale, perché
Hai visto la modifica che ha fatto subito? Io ho detto, cioè per carità, è un marchingegno bellissimo da un punto di vista tecnico, però da un punto di vista funzionale per l'apicoltore, quello vecchio va benissimo. Poi Certo, Filippo io Tasca chiede, ma con il blocco di covata invernale facciamo sempre 3 trattamenti ogni 3 giorni e la regina va tenuta in gabbia fino all'Epifania circa, però questo avevi già risposto. Sì, si può fare anche ogni 8-10 giorni, approfittando delle giornate di bel tempo, sono un po' più Poi, aperte. Guglielmo Sempre, chiede, cioè, il 3 è perché normalmente se uno anche a campione controlla qualche famiglia, si vede la differenza tra il primo e il secondo e il terzo nella caduta. Cioè, normalmente nel terzo, se è fatto bene anche il blocco estivo, qualche volta non ce n'è neanche uno, oppure 1, 2 proprio al massimo nel terzo, quindi è importante arrivare almeno a 3 trattamenti. Guglielmo, quanti grammi di ossalico si fanno con il sublimato per arnia? Stessi grammi per 3 volte? Sì, normalmente si fanno 2-3 grammi, poi non è siccome che una volta si chiudevano le casse con la spugna, con i stracci, era un lavoraggio. Poi si è visto che è uguale anche lasciarle aperte, quindi una buona parte di quello che si fa un po' esce da solo, un po' lo ventilano le api, quindi che siano 2 o 3 grammi non è che ha grande importanza. Certo non meno, perché sennò fa una fumatina da ridere, insomma. Monica Trevisano, ma si possono aprire le arnie anche se fuori ci sono pochi gradi? A gennaio da me il pomeriggio le massime possono essere anche sotto 0. Si aspetta un giorno, deve andare in montagna, perché se è in montagna allora il discorso è diverso. Cioè, quelli che ho visto su a Tonesa l'altro giorno, sicuramente se va a aprire in gennaio sono in mezzo alla neve, quindi lì è un po' un problema. Però lì molto probabilmente anche la covata fa un bel blocco, sì, naturale. A parte che l'ho vista in estate, che era bella intera, l'ho vista l'altro giorno con i bei buchi in mezzo. Però a me non importa. Monica Trevisano dice a Castelnuovo. Ecco, Castelnuovo, no, Castelnuovo capita dei giorni, Castelnuovo è come casa mia, no? È che io le api a Castelnuovo le ho portate per 30 anni, quindi so bene dov'è. Anzi, le ho tenute anche a Svernare per 30 anni. Direi che all'Epifania fa un giorno di sole, fa 7-8 gradi, ma anche se ne fa 5 con il sole, uno può far uscire piano piano la gabbietta, avvicinare i telaini e le api, reagiscono, si muovono e poi fare le operazioni senza non c'è nessun problema. Non vola neanche un'ape e si può fare senza problemi. Certo che non è uno deve tirare sui telaini e poi cadono le api. Non devono cadere chiaramente perché non si alzano. Riccardo Artuso, se al terzo trattamento di sublimato riscontro ancora diversa varroa che cade, posso farne un quarto dopo sempre altri 3 giorni? Può farne un quarto e anche un quinto, però dovrebbe anche verificare se c'è covata dentro, perché normalmente se la caduta continua, e non bisogna arrivare come il nostro amico sulla 7 trattamenti come l'ha fatto l'anno scorso, per non controllare che c'era covata. Se c'è covata, ogni trattamento 2, 3, 5, 6, 2, 3, 5, 6 calano per 3 mesi, quindi è evidente che se continuano a cadere vuol dire che c'era covata. E Gigliola Brazzale, ho una famiglia che ha fatto 5 celle reali e c'è la regina, cos'è successo? Se li ha fatti adesso sono dolori. No, vuol dire che la regina è esaurita, ha dei problemi, è ammalata e comunque lì non c'è futuro comunque, perché vuol dire lì deve aspettare che nasca la covata e poi riunirla con un'altra famiglia, eliminando quella regina lì chiaramente. E Damiano Mingardi, ho fatto il blocco orizzontale a luglio vedendo 0 caduta a 3 giorni dopo il gocciolato. Poi a metà ottobre mi sono accorto che erano di nuovo in blocco. Così, viste le temperature di 20 gradi,
in associazione mi avevano consigliato il gocciolato. Ho contato 1000-1400 varroe sui vassoi. Com'è possibile così tanta varroa? Perché bisogna anche farsi un po' di esperienza nell'utilizzare i vari prodotti. Secondo me ha fatto acqua fresca, perché anche se fosse andata a saccheggiare è difficile, perché le api del blocco che hanno preso una scottata c'è un poca voglia di rompersi le scatole e andare in giro. Sono già prese dal loro stress di rimanere vive e di riallevare covata. Probabilmente c'è stato qualcosa nel primo trattamento che non andava bene. Infatti faccio una domanda io, perché nelle altre chat, ma la metto a disposizione proprio per lo scambio di idee della serata, serve proprio per questo. C'è chi dice che il trattamento quest'anno di gocciolato non è stato efficace, qualcuno dice, ecco, perché era troppo caldo e quindi il gocciolato è evaporato subito e non ha fatto effetto. Può essere? Io direi, se fate il gocciolato, e fatelo sempre come vi dico io, fate 1 chilo di zucchero, 1 litro d'acqua e 100 grammi di ossalico. Se avete meno casse, fate di meno, ma fatelo voi. Le bottigliette di acqua fresca io non mi fido. Comprate, non basta. La reinfestazione, quanto pesa, diciamo, dopo il trattamento rispetto avendo altre casse vicino? Perché anch'io ho fatto, quindi dopo ricovata e tutto, dopo un mese mi sono ritrovato bene in varroa. Cioè, per capire quanto, e l'ho fatto bene, l'ho fatto io a casa, come dici te, però altre casse intorno. Il problema è che gli altri trattano 15 giorni dopo di te. Quanto conta sulle nostre api? No, normalmente la reinfestazione avviene solo nel momento in cui c'è un collasso di altre famiglie, perché la varroa vive anche sotto la covata, quindi quando le api vanno a rovistare in cerca di qualcosa, gli salta addosso. E credo che avevo fatto anche delle foto che dopo 4-5 giorni, o forse anche di più, sulle larve, la varroa era ancora viva, sulle larve tenute su una lamiera. Quindi, per dire, dentro la covata, sicuramente per almeno una settimana e anche vive. Però Tra api che si incontrano fuori, si incontrano fare migliaia di varroe incontrandosi sui fiori o dei dubbi. Esatto, però secondo me le api trattate saccheggiano molto meno. Se voi prendete una famiglia che sta saccheggiando, che sta rubando, e gli fate lo salico, dopo 10 minuti quelli non si muovono più. Quindi vuol dire che l'effetto scottatura ha una capacità di frenare fortemente le api. Ora, se c'è tanta varroa, vuol dire che lo salico fatto dopo il blocco non è riuscito a pulirle adeguatamente, quindi uno deve meditare che prodotto ho usato, come l'ho preparato, l'ho fatto 1000-1100 oppure ho fatto 1000-1030, 1000-1025, 1000-1065, tutte le formule che si leggono su internet e sulle riviste. Questo è il punto di domanda. Poi un giudizio, io trattando a luglio, io tratto i primi di luglio e le libero le regine tutte le agosto, perché dopo vabbè ho le mie cose da fare. Agosto, settembre e metà ottobre, quante varroe dovrei trovare facendo una prova? Cioè, tu devi fare il conto sempre che raddoppiano in un mese, quindi se tu hai 2 mesi di covata e ne trovi 1000, vuol dire che ne erano rimaste almeno 200-300, che sono tante. Dopo uno salico liquido fatto bene non devono rimanere, anche perché se tu fai il blocco con il favo di covata, sì, una buona parte va nella covata. Penso l'80% siamo dentro, da cui il 20% di singolo scocciolato. Esatto, Fatto bene. Come faccio a trovarmi dopo 2 mesi e 200 varroe nel vassoio mettendo una striscia dentro? Quello mi chiedo io. Può essere che sia infestato da altre cose. 200 potrebbero venire. 200 per dire tanto, sì. fa una quarantina, 50 varroe, però sono tanti in una casetta da no, se sono 40-50 è giusto, perché se ne rimangono 10, dopo un mese sono 20, dopo 2 mesi sono 40-50, quindi diciamo che dopo
regina in quei momenti lì, come tanto agosto e settembre. Esatto, al infatti noi non è che 50, diciamo di fare il blocco in giugno, diciamo dal 15-20 luglio, cioè per arrivare alle api invernali con 2 turni di covata, quindi c'è una crescita di quello che rimane dopo il liquido contenuta, che comunque non 40 varroe rispetto alle migliaia non indeboliscono la famiglia, cioè voglio dire, uno le vede e dice porco cane quanta varroa, però in realtà rispetto a quando facevamo noi i trattamenti che veniva giù, ce n'erano. Ne vedi meno comunque ad agosto quando fai lo scorciolato, perché secondo me l'80% sta nella covata perforata, Certo. Ne vedi meno che quando fai il trattamento, insomma, Certo, il trattamento. Io ho dovuto mettere delle strisce perché ho preso paura da quanta varroa c'era, capito? Non, pensavo di non arrivare a novembre, insomma, perché 50-60 varroa in un vassoio, mettendo una striscetta dentro, ho detto cavolo, quante ne ho? Sì, tutte le casse. Dipende sempre da quante uno ne ha quando fa il liquido d'estate, perché se uno ne ha 100 ne cade l'80%, quindi ne cadono 80 e ne rimangono 20. Se uno ne ha 300 che non si vedono, ne cade sempre l'80%, quindi ne cadono 240 e ne rimangono 60. Però se tu fai 60 e le lasci lì a fare 2 turni e mezzo di covata, diventano 6 e 6, 12 e diventano 250 e quindi te ne accorgi dopo 2 mesi e mezzo. Per cui ci sta a vedere quelle 60 sì, cioè, dipende sempre quando tu a luglio fai il blocco con quante arrivi al blocco. Jessica chiede: come devono apparire adesso le scorte di una famiglia ben invernata? Quanti telaini di scorte opercolate ci devono essere? Quanti di non opercolate? I telaini più interni devono essere quelli opercolati o non opercolati? Quante api dobbiamo notare sui telai? Essendo la prima volta che tengo api, ho delle difficoltà a capire se ho disposto bene i telaini. Normalmente le api, le scorte le distribuiscono secondo il loro criterio. Quando uno alimenta, la parte centrale dei telaini c'è più covata e le scorte le mettono alle zone laterali. Poi però con il passare del tempo riducono la covata e quindi tendono a mettere anche una bella fascia di scorte nei telaini centrali, che è fondamentale perché i telaini centrali non devono essere vuoti, perché è lì dove le api fanno il glomere e quindi bisogna aver cura quando si dà da mangiare, tenerle un po' strettine, non tenerle su 10 ma magari stringerle a 6-7 in maniera da costringerle a mettersi le scorte anche nelle zone centrali in maniera che poi le hanno comode durante l'inverno. Diego Nicoletti: c'è il rischio che facendo il blocco artificiale prima di quello naturale, magari i nuclei non forti, non ci siano api sufficienti per passare l'inverno? Ma diciamo, i sciametti bisogna stare un po' all'occhio, cioè devono avere una quantità adeguata di api. Noi abbiamo ingabbiato anche sciametti che hanno fatto telaini, però devono aver fatto 2 belle rosone di covata centrali in maniera da avere una popolazione adeguata. Non è detto che la covata che fanno adesso salvi lo sciame, potrebbe anche portarlo a morte, non per la varroa, ma perché lo porta a stress, consumare e autoconsumare le api fino ad arrivare a niente, quindi non è detto. Però comunque sulle famigliole piccole si può sempre fare un blocco di 15 giorni e dopo, se uno ha il dubbio che sono piccole, casomai liberare l'argina. Ok. Poi Matteo Bedin: in una famiglia che è in blocco di covata, come si capisce che la famiglia è orfana? Piange, cioè quando la famiglia è orfana oppure l'argina è morta nella gabbietta o l'hanno ammazzata, perché qualche volta sono anche stronze le api, piangono. Cioè, ci piangono lì su per la regina, prima le ammazzano e poi ci piangono addosso, uno si accorge che battono le ali, hanno tutto un rumore particolare, dovete avere passione in capirlo e imparare. Quando le api piangono, capirlo proprio al volo, che non piangono anche quando hanno fame,
piangono per vari motivi quando uno le stressa. Se voi le ramenate 3 volte, 10 volte per cercare la regina, poi alla fine piangono tutte perché si sono rotte le scatole, che gli rompete le balle in continuazione. Quindi piangono per tanti motivi, anche quando sono orfane, piangono, fanno un rumore particolare. Poi chi ci lavora poi le riconosce immediatamente. Con il blocco artificiale, chiede Diego Nicoletti, fino all'Epifania, c'è il rischio di perdere la regina perché rifiutata quando si sgabbia? No, come ho già detto, almeno esperienza mia e anche di altri, l'anno scorso è successo 2 e un altro che quando hanno fatto l'operazione di sgabbio le hanno liberate lì invece di mettergli il tappeto e 2 regine sono volate via. Però altri casi può capitare che ci sono 2 regine, allora quella della gabbietta la lasciano morire, perché capita sono le marche, oppure sfugge che hanno fatto un cambio, però sono casi talmente particolari. Normalmente se la regina è a posto, la famiglia è ben popolata, uno gli mette il tappetto di candito e le prendono tutte tranquillamente e partono con la covata subito. E Mingardi da Damiano chiede: se adesso mi accorgo che qualche famiglia non ha abbastanza scorte, si può mettere un pacco di candito sopra le scudi regina con apertura del candito in basso? Beh, è male accorgersi adesso che non ha le scorte. Siamo ancora là, A dell'apicoltore, quindi all'occhio. Le scorte vanno fatte in settembre fino al massimo metà ottobre, perché in quel momento lì loro riescono a percolarle, hanno la covata, c'è la temperatura esterna e anche interna della famiglia, per cui mettono via bene il loro cibo. Per salvarle adesso, mettere il candito vuol dire far covata in continuazione, vuol dire allevare varroa in continuazione, vuol dire prepararsi a famiglie che collassano, molto spesso muoiono, difficile. Si può mettere il candito secondo me però ingabbiato a regina. Uno ingabbia la regina e poi gli mette il candito e così si alimentano, lo mettono in centro al gromere, però non continuano quel ritmo della covata continua a andare a infestarsi in maniera tremenda. Insomma. Bene, qua abbiamo finito le domande. Ieri, Francesco, ieri uno, il nome, ha controllato e ha trovato ancora parecchia covata fresca. La covata fresca si trova se uno ha continuato a tenere il candito sopra, come il mio amico Giuseppi, lui mette sempre il candito, la covata fresca c'è sempre, ho detto, sciami belli, li stai ammazzando. No, ma mangiano sì, vedi il zucchero che discorsi, mangiano sì, però le api devono sospendere la covata al suo momento. Se uno alimenta troppo tardi, loro tirano avanti e un danno. Bisogna imparare a alimentarle per tempo, fare le scorte per tempo, in maniera che loro in novembre, massimo i primi di novembre, cessano la covata. Poniamo il caso che io visiti le mie famiglie. Poi voce? Io ho visto le mie famiglie e nelle mie famiglie vedo, non so, quasi tutte non hanno covata, non so, il 90% non hanno covata e solo il 10% invece ce l'hanno. In quel caso lì, cosa mi conviene fare? È possibile fare tutte e 2 strategie con e senza gabbietta? Oppure mi conviene, non so, scorchettare quella che c'è e fare solamente, non so, 3 sublimati ravvicinati? E qual è la soluzione migliore che potrebbe essere comunque una situazione abbastanza plausibile? Perché sì, sì. Non tutte detto che siano certo, difatti l'ingabbio serve proprio per evitare che ci sia qualcuna che continua a tenere la covata. Nel caso che uno non voglia ingabbiarle, o le rose sono piccole, allora uno le sporchetta sperando che le altre non ripartano. Quello è il problema, perché devi comunque aspettare un tot di giorni che loro puliscano e quel po' di varroa che c'è sotto esca nella pulizia. E dopodiché verifichi che effettivamente abbiano tolto questa covata, però sporchettare, se sono rosette va bene, se sono mezzi favi
diventa impegnativo anche per le api, oltre che per l'apicoltore, insomma, pulire mezzi favi di covata. Se sono mezzi favi, in quel momento lì vale la pena ingabbiare, e sai che quando tu ingabbi, in questo periodo mollano completamente la covata aperta, rimane solo quella opercolata, quindi sai che dopo 10 giorni, 10-12 giorni, tutta la covata è nata. Quindi, Non è come d'estate che tengono comunque la covata aperta, adesso non la tengono più. quindi anche in uno stesso apiario io posso fare tutte e due le strategie. Esatto, Ok. in maniera che quando tu vai a trattare sei sicuro di non aver covata. Poi ne fai 3 di fila e sei a posto. Chiaro? Grazie. Francesco, prima tu hai parlato di campi magnetici. Dopo, se c'è tempo, posso portare la mia esperienza. Sa che sono chiaro elettrico e Certo, chiaro antena e anche chiaro elettrico. Perché mi avevano messo in croce e dopo io le ho messe alle corde però. Sì, sì, alla fine, no, perché è giusto saperlo questo, no? Sì, sì. Vai. Volevo chiedere a Francesco, il candito non bisogna lasciarlo tutto l'inverno, bisogna darlo... No, abbiamo detto e ripetuto e continueremo a ripeterlo. Il candito va dato in stagioni in cui lo consumano e lo mettono via come scorte e basta. Adesso devono essere già quei telaini belli pesanti in maniera da affrontare l'inverno senza problemi. Dopo se vai da Sella te lo vende sempre, è normale. Sempre Ha ragione. Allora, nel 2007, Vabbè, grazie. Ma non è possibile, se io ingabbio la resina, faccio i trattamenti, non posso poi liberarla subito una volta finito il ciclo dei trattamenti anziché lasciarla Sì, ingabbiare? potresti anche liberarla, però quasi sempre parte subito con la covata perché i trattamenti scaldano le api. Te l'ho già spiegato. Vabbè, che trovi... magari una settimana, però anziché lasciarla ingabbiata 2 mesi, quello Sì. che è, io faccio i trattamenti, il ciclo, aspetto che si raffreddi la casetta e poi la libero. Sì, sì. Però magari parte in dicembre, cioè, voglio dire... Il rischio è che a me è capitato perché tenere in gabbia la regina C'è sofferenza. soffrivo, ecco, povera, 2 mesi in gabbia. E lui mi diceva, Gerardo, no, aspetta a mollarla, aspetta a befana. Io invece l'ho mollata a dicembre, ecco, perché mi sono povera, no? E sono andato a prendere le casette negli alberi, cioè, perché parte prima con la covata, cominci allora, hanno fame, cominci a dargli candito, le stimoli perché comincia la covata, mangia le scorte, la stimoli dandogli il candito che ti ha fatto sciamare, no? e cominci a dargli da mangiare, alla fine diventa talmente forte in anticipo rispetto a quello che c'è. Questo è il rischio. Puoi anche farlo se dopo ti via fogli di covata e ti fai altri nuclei e allora anche quello può essere una strategia. Sì, ma è la stimolazione soprattutto. Però è la stimolazione che sì. Però ti viene spontaneo dargli da mangiare perché vedi che consuma e quindi è una sofferenza tenerla chiusa, però La domanda in fondo. Sì. Posso fare una domanda che può essere un po' una provocazione? Provo. 2 anni fa sono venuto qua e la tengo sempre lui questa lezione. E gli era profondamente contrario per fare la regina d'inverno. Contrario, Bloccare la regina d'inverno. No, anche 2 anni fa l'ha proposta questa cosa. Sì, no, tranquillo. Diciamo che il sud è una pratica che propone sempre. Al nord diciamo che negli ultimi anni con l'innalzamento della temperatura diventa a volte necessaria. Siamo lì, come ha detto lui prima, con casse in blocco totale, con casse occupate. Sì, uno vuole fare un'uniformità. Allora, io ricordo che Francesco faceva proprio questa distinzione 2 anni fa quando abbiamo fatto questa lezione, poi l'ha fatta anche online quando abbiamo fatto il filmato. Non lo facevamo una volta il blocco di covata invernale, era sufficiente quello estivo, perché l'inverno faceva talmente freddo che andavano tranquillamente in blocco, per cui si faceva il trattamento senza ingabbiare la regina, gli inverni erano più lunghi e più freddi. Un po' quello che succede ai miei amici a Recoaro, non hanno questo problema a Recoaro, perché
quella zona vanno in blocco tranquillamente fino a gennaio. Quindi a fronte di inverni, diceva anche 2 anni fa Francesco, a fronte di inverni che sono molto più miti, come quello dello scorso anno, abbiamo l'obbligo di fare questa cosa se vogliamo fare un'ulteriore pulizia. Perché come avete visto, il rischio quest'anno, ne ho sentiti tantissimi che hanno avuto tante infestazioni. Se fanno la reinfestazione, non è così. Non ha funzionato il formico piuttosto che l'ossalico perché sono cadute tante varroe adesso. Allora il blocco di covata invernale costituisce un'ulteriore pulizia. È chiaro che se invece, ed è un po' il dubbio che in tanti abbiamo in questo periodo, no? Questo è un inverno più freddo dello scorso anno. Le mie casette sono in legno, sono tutte già in blocco di covata, onestamente. Per cui io domani, sabato, li faccio sublimato perché sulle casette sono già tutte in blocco e non siamo a Vicenza, 2 ville, sono già in blocco. I polistiroli, i nuclei invece, dove ho tutti gli sciami, invece sono tutti ancora pieni di covata, perché il polistirolo li tiene più caldi. Quindi va esaminata ogni situazione. Quest'anno potrei anche non fare il blocco, visto che comunque sono già ferme e posso fargli il sublimato. E secondo me questo inverno sarà più freddo degli anni precedenti, però ogni zona è diversa e quindi di sicuro le casette che ho su ad Asiago non occorre fare il blocco. Paolo? Scusi, Paolo? come qua? Alzati che... L'infestazione di varroa puoi variare da zona a zona? Nel senso, Beriti o Montegare, Castelnuovo, può essere più o meno... La varroa cresce in base alla covata, cresce anche in base a quanta ce n'è in partenza, può crescere attraverso una reinfestazione se l'ambiente è molto varroizzato, perché chiaramente le api si incrociano fra di loro. Però differenza abissali, nel senso, tanta da una parte, poca dall'altra. Non è che le zone sì. Comunque può succedere se l'ambiente è varroizzato tanto, qualcosina in più sicuramente. Dopo dipende anche quanta covata e quanto in lungo una zona rispetto a un'altra l'hanno tenuta, perché anche quello conta, insomma. Conta anche quanti fuchi hanno fatto, perché no, da un'ape esce madre e figlia, feconda. Da un fuco ne escono anche 5-6, quindi anche quello conta. Se per esempio fanno fuco tardi, perché c'è importazione, fanno un maggiore allevamento di varroa. Lo vediamo noi perché io li allevo e quindi si capisce subito se una cassa ha fuchi e una non ne ha, immediatamente. Perché si vedono, poi uno va a controllare i fuchi e si vedono che alcuni ne hanno su 4, 5, 6 di rosse, belle cicciotte. E magari 3 sotto nel fondo. E dopo vedono che ancora quelle bianche, quelle rosetta, sotto una montagna. Matteo Bedin chiede come si possono trattano i telaini con miele percolato e polline che si mettono in magazzino? Basta tenerli asciutto, è fresco adesso magari c'è, e l'asciutto. Okay. E Giorgio Nardello, si può marcare la regina prima di incambiarla per il blocco invernale? Io ne avevo 3, non le ho marchiate. Le marchio dopo, quando riprendono la covata. O se no devono essere libere, allora uno controlla che le api le rispettano e dopo le rimette, però è rischioso. È un po' rischioso. Posso? Prego. Allora, nel 2007 solo i bugiardi non sono morti alle api, lo sapete, no? Tu conosci la zona dove le portavo lì in Monteviale, Gerardo, presidente, conosce la zona, a me sono morte più di 200 famiglie, 200, va bene? Nel 2017. 2007? 2007. Allora,
Io per fortuna avevo nella zona di Calaone, per chi non conosce i Colli Euganei, Calaone è la zona più infestata dall'evento smog. Voi sapete che mi sono interessato profondamente su questo problema qua. Le uniche api che mi sono rimaste sono state quelle là. Non mi vergogno a dirlo e neanche averlo fatto. In primavera sono andato a Aerolapi d'Ossi, dove sono arrivati 3 tir lunghi più di 18 metri e c'era tutta l'Alta Italia a comprare quelle misere casette, ma o così o niente, va bene, perché io ho dovuto ripartire e per fortuna avevo quelle api là. In un convegno a Padova qualche scienziato ha imputato ai telefonini. Io ho fatto degli esperimenti anche per conto mio, visto che di elettricità, di elettromagnetismo me ne intendo, là non demotto non solo le mie, ma anche quelle dei miei colleghi padovani, in una zona più infestata, peggio che alle pendici di Colli Vaticani, dove c'è Radio Vaticana, che è la fonte più inquinata sotto il profilo dell'elettrosmog. E allora, quando vi dicono, io lo dico soprattutto ai presidenti, ma anche voi, quando sentite queste panzane, no, alzate la voce per Dio. No, è giusto che la finiscano di offendere voi e offendere le api. Adesso vi dico l'ultima barzelletta. La settimana, 15 giorni fa, l'ultima trasmissione di Linea Verde, live, c'è la conduttrice Carola, l'hai vista? Che stava, ma tu non hai mica fatto niente, no? Ho detto, sta assaporando una specialità del posto a base di pesce. Io ho filmato la cosa e le ho già mandato alla Rai con una letterona, no il peperoncino, al vetriolo, e ora che li finiscano, perché io non sto parlando per me, ma mi ritengo offeso perché offendono l'ape che ha solo il pugilione per difendersi, no? E preoccupato perché le api stanno mangiando quello che è nel piatto. Ma una mattina estate ha fatto un'altra bestemmia. Ci sono stati pochi raccolti a causa del clima, eccetera, ma le api non muoiono, lo sa, per il clima, no? Muoiono se l'apicoltore non le mantiene, no? Allora, finché l'esperto della Coldiretti stava parlando del mondo delle api, ci fanno vedere, disgraziatamente per loro, che io ho filmato la cosa, un'ape marchiata che va sui fiori. L'ape regina non ha neanche la lingua, per Dio. Va bene? E allora, quando vedete queste panzane, va bene, magari dite da qualcuno che va a qualche convegno, vi dirò cosa è successo a Pralia, al 23, va bene? E vengono là e prendono 500, 600, 800 euro per dire delle barzellette. Dovete alzare la voce. Quando intanto confrontiamoci con noi stessi, mettetevi davanti allo specchio e confrontate se avete ragione, informatevi. Ma quando vedete queste bestemmie, avete l'obbligo morale di reagire. Dico bene? Ecco, perché i campi magnetici con le api non ci fanno niente, ma quando ti mettono l'espeditore sopra casa, che dopo non dormi più, io so qualcosa, allora dicono che tu hai altre cose per la testa, va bene? Mi spiace di aver interrotto questa cosa, ma è giusto sapere queste cose qua, no? Altre? Campino, Francesco? Ho fatto vedere che la resina era macchiata verde. Sì. Verde vuol dire 2 anni fa. Sì, no, noi filmati Era azzurra. Scorso e anche quest'anno, lo scorso anno. Comunque il filmato era 2 anni, già insegnavo io avevo già sperimentato almeno 6 anni precedenti, quindi non è che... Sì. No, Francesco, quando sei poco raccolto, te mandi fuori che è vicine, perché no, però secondo me, siccome che agli apicoltori insegno a marchiare le regine, per insegnarli a marchiare gli faccio marchiare un mare di api giovani, così imparano a prenderle e marchiarle. Probabilmente
il gioco era uguale. Sì, Adesso ti domando una roba. ma fate vedere un'ape marchiata che va in cerca diretta perché le api e le scarse dei Francesco, io ho seguito le tue lezioni sul marchiare le api e scommesso e sono riuscito. Però quest'anno mi è capitata una cosa che non mi era mai successa, ma credo anche a qualcuno. Cioè, prendo una regina con una mano, l'ho marchiata e tac, morta. Cioè, girare la testa. Però Sì, ma l'ha fatto la finta, comincia però. lì, No. un shock. È un shock che capita normalmente chi aveva regine. No, qui l'ho commessa sul pavo, l'ho lasciata lì da Lo shock della cattura è normale. Allora lo shock è normale, cioè una regina che si paralizza, credo che sia una forma di difesa quando si spaventa in maniera esagerata. Normalmente quando noi marchiamo il vai shock la teniamo comunque per l'ala e la soffiamo. Soffiandola per qualche secondo si riprende immediatamente, è come dare uno spruzzo d'acqua a uno che sviene, no? Una roba così. La soffiamo perché metterla in qualunque posto quando è in shock è rischioso perché potrebbe cadere fuori dalla cassetta, cadere dal pavo, mentre è meglio farla rinvenire se vi capiterà che va in shock. La tenete per l'ala e la soffiate finché vedete che rimuove le zampe. In quel momento lì rinviene e torna a camminare regolarmente. Questo fatto quante volte l'hai visto? Sì, anche l'altro giorno. Le regine c'è madre e figlia. Normalmente durante l'inverno, se la figlia è buona, lasciano perdere la madre. Però d'estate le ho viste quest'anno una famiglia, sempre tutte e due nello stesso pavo, quindi viaggiano accoppiate. Però no, in quel caso lì vuol dire che la madre ha subito dei danni, non è perfetta, ha dei problemi, non riesce a produrre ormoni a sufficienza e quindi gli fanno fare la figlia. Però è talmente la madre poco ormonata che la figlia neanche si preoccupa di eliminarla, se no altrimenti appena nasce una vergine, se c'è una regina nei paraggi la stecca immediatamente, se è una regina vera. Però se è una regina che non ha ormone è come se fosse un'altra ape. Per quello riescono a convivere per un certo periodo. Poi sono le api stesse che abbandonano, diciamo, quella che non ha valore. Quindi poniamo il caso che io non le ho macchiate e ne vedo due, cosa faccio? Le lascio lì? Sì. Okay. Perché se no si vede quel nostro amico di cui non faccio il nome, che dice, porca, due regine, faccio due sciami, no? In realtà non è rimasto niente di due sciami, tutte e due non erano buone. Per quello è importante la marchiatura, a parte il discorso del gabbio finito estivo che fai prima a trovarle. Bene. È sempre meglio marchiarle per tante robe. Ma come si fa a marchiare Faremo una lezione sulla marchiatura. E io mi sono fatto un tubetto con dell'elastico. Sì, vendono anche. E vendono oppure qua fionda, no? Tipo una fionda, la blocchi lì. Ma la cosa migliore. Prima di separare in maniche. Altre domande allora. Volevo chiedere come la situazione con la Gera, con i medicinali, perché io ho visto che quest'anno in particolare, ma anche l'anno scorso un po', sono più attaccati dall'alba della Gera, non so se l'avete visto anche voi questo. Intendi quella grande o quella piccola? Quella piccola. Piccola, quella che fa le talmente piccole o le farfalline piccole? Quella là è fetente, quella là è difficile. O li tieni sulle api o li tieni in una cella frigorifera a 10 gradi oppure li devi fare il solfo. Perché... l'ho fatto 3 volte. Ma quella piccola, guarda, sono le cassettine dove si fanno le regine
che riesce a entrare e deporre dentro nei favetti e poi si sviluppano all'interno, diciamo, della lamina del favo e danneggiano le api da una parte e anche dall'altra. Quelle sono tremende, quelle piccole, sono difficili da difendersi. Un ghiaccio. C'è il freddo, l'unica roba è il freddo, però... Ma allora si lasciano in cella per quanto? 2 giorni? Uno dirà senza menare? No, non tutti i favi sono colpiti, no? Se no lasciare sulle api, gli metti 4 melari sopra, gli metti il coprifavo col buco, loro vanno su e tengono pulito. Normalmente poi le uova nascono perché a quella temperatura nascono, le api le tengono controllate. Ma lasciare i melari sopra le api? No, d'estate no. Ah, No, d'inverno no, ma d'inverno le tarme mica crescono, no. Quando già fine agosto non c'è più nessun problema, insomma, no. No, quando metti via i melari, dopo un mese che li hai messi via c'è la tarma della cera. E facciamo lo zolfo. Quando lo Ma non è che li metti via al caldo, allora non è che li metti. Come faccio a tarma? Li metterò in garage, dove li metti? Però in garage, non sei caldo. Se in garage c'è il banco per il lavoro, vuol dire che ci sono almeno 18 gradi, no? C'è la caldaia qua, il termo che scalda. No, 14 gradi. Anche di più, se c'hai il banchetto lì dove fai i probabilmente si arriva anche a 16 perché ti metti via a settembre, per cui si forma sta tarma. Sicuro. E lì se fai lo zolfo una volta, 2 volte, però nel caso magari lui intendeva proviamo un po' la tarma, cosa dovremmo fare? Continuare a fare zolfo? Non c'è alternativa. Comunque c'era nuova, non c'è. C'era che era molto covata. Se tu gli fai un giro in cella, no? Perché in cella a meno 18, classico congelatore, mettendoli non con il melario perché non ci sta, ma tenendoli anche in un sacco, basta in cella, di meno 18, basta qualche ora e non occorre giorni, e blocca larve, uova, cioè fa morire tutto. In cella invece, se guardate su internet trovate, perché ho visto, lo pubblicano, una settimana a 0 gradi, a 4 gradi, 3 giorni a 0, a meno 18 basta 2 ore. Quindi tu puoi anche dargli un giro così e sei sicuro che dopo sono a posto. Poi mi sono fatto una spiegazione, magari non è giusto, ma 2 anni fa, secondo me, con la scarsità di miele, sul mio, dove metto i melari a invernare, si sono ragnate da qualche parte, o sul legno da qualche parte, sì che secondo me da là svernano e vanno a attaccare i melari. Adesso non sapevo come i topi e tarme, cioè le tarme per vivere hanno bisogno di cera. Le farfalline vanno in cerca della cera quando ci sono, però se non trovano un cibo non crescono, cioè non è che rimangono là. Sì, però comunque l'estate qualche tocchetto di cera la casa. Beh, certo, sicuro. Secondo me se ha avuto covata la cera oppure se ha polline ancora meglio, lì crescono in pochi giorni e diventano grandi. Secondo me da 3 anni che si stira dietro, ma io voglio dire anche voi. Se trovi che pare lo rimettono in produzione, il B401, non mi ricordo, no? È un batterio. Sì. Una volta si usava quello e l'ho usato anch'io prima di avere il Bacillus thuringiensis, però quello specifico per le api, non gli altri che si usano, perché quelli ce ne sono tanti, esatto. L'avevano ritirato dalla produzione perché non avevano più l'autorizzazione, ma pare che l'abbiano rimesso in funzione. Si chiama B401, prima 402 adesso. Con quello fai, lo sciogli, fai una spruzzata, suoni favo, è più laborioso perché il zolfo lo metti su tutti, no? Quello lì devi ogni telaino fargli... Però è sicuro che per tutto l'inverno, dopo, cioè dall'estate fino all'anno dopo, quello
rimane inattivo, e se invece arriva a nascere un uovo che è deposto, subito aggredisce e uccide, questi batteri uccidono le Posso larve. dire la mia esperienza? Per Tu sai cui dove avevo le se acque. lo rimettono. Io non ho mai avuto un ricovero per i melari. Ecco, tutti là. Mi sono salvato, sì, ho messo a punto qualcosa che mi ha detto Astori Girotti, tu l'hai sentito nominare, ecco. Vabbè. Con l'acido acetico, pile di 10-12 melari, un po' di cotone sopra con piattino acido acetico, e io stavo lì. Quando mi sai che è mancata mia moglie, io ho venduto 1250 melari, non c'era da tarma. E posso dirvi anche il nome di chi li ha presi. Uno, per esempio, è Canton. Lo conoscete, Canton, che fa il giro fra l'Italia e il Perù. Ho trovato suo papà proprio ieri mattina, che mi ha conosciuto lui. E circa 1000 li ha comprati lui, con altri 50 alveari, e il resto ne è venuto un certo boschetto di coriogani che ha comprato tutto il resto. Non ce n'era uno con la tarma. Sì, un po' pericoloso, l'ho usato anch'io. Sì, ma no, ma non puoi metterli all'interno, perché finisce tutto che il pianto elettrico. Esatto, Premetto che io li ho sempre avuti. Ricordatevi che ogni cosa ai rovesci della medaglia. No, esatto, ogni cosa ha un rovescio della medaglia, perché al corso che ho fatto qualche settimana fa con le Giovannini, analisi del miele, no? Lei diceva questa frase: qualsiasi cosa mettete sui melari o sul nido, ricordatevi che dopo ve la ritrovate nel miele, quindi attenzione a cosa mettete. E questo era riferito soprattutto a qualcuno che faceva quei mix di erbe particolari per fare i trattamenti o per dare da mangiare alle api, quindi quei pastoni, no, non acqua e zucchero o candito, ma un mix di erbe particolari, eccetera, perché dopo quelle comunque te le trovi nel miele. Quindi ecco, già l'acido acetico, bisogna stare attenti dopo che te lo senti. No? Sì, un cucchiaino, ti facevano tempo a evaporare, perché io non ho mai avuto un ricovero per i melari. Io vi chiederei le ultime domande, perché abbiamo un orario che dopo alle 10 dobbiamo chiudere e abbiamo già passato. Volevo farvi vedere lo sublimatore per chi non li ha mai visti, ma penso li abbiate visti tutti, quindi è inutile. No. Li avete visti tutti i sublimatori? Dove l'ho usato, come l'ho usato? Fai vedere. Vediamo un secondo che va in temperatura. E che mettiamo acqua e no acido ossalico. Ascolta, sul candito, sul sacco del candito, che buco si fa? Di solito Francesco insegna di fare una striscia così col coltello, giusto? O con la leva, toglierla e lasciare, più che fare un buco, no? Per fare una striscia. Perché io ho fatto un buco così sul buco del campo? Ma lo metti dove? Sopra allora, nel coperchio. Nel coperchio, dove c'è il buco? Sì, in questo periodo qua fa freddo, quindi converrebbe mettere gli escludi regina, come abbiamo visto prima, no? Nelle foto che c'era gli escludi regina, il pacco di candito sopra gli escludi regina e il coperchio rovesciato. Il coprifavo rovesciato. Perché non sopra i terraggi? Perché in questa maniera qua resta più caldo il candito, perché l'è a contatto con la covata. Invece se lo metti sopra il tetto... No, io lo metto nel coprifavo e sopra c'è il tetto. Sì, non sopra la lamiera. Non sopra la lamiera, no, però è un ambiente freddo. Sì, infatti è duro. Conviene, no, invece di metterlo qua. Così l'ho fatto io. Questo è un ambiente freddo. Sì. Conviene metterlo così, sopra le regina, capito. E ovviamente in quel modo lì rimane più caldo. Rimane più caldo. Più a contatto, loro sono, per questo periodo sono in romere, quindi lì lo trovano più vicino, più caldo, più morbido, e lo trovano prima, insomma. Perché non sopra i telai delle capite? Sì, ecco, diceva...
Allora, il discorso di lasciare su l'esclude regina per l'alimentazione, se d'estate sono abbastanza d'accordo, ma in questo periodo qua che fa più freddo, io l'esclude regina le ho tirate via tutte. D'estate è meglio lasciare su l'esclude regina e fare il foro col foro in alto. Là dentro. Col foro verso l'alto, altrimenti col calore dell'estate, a me piaceva. e poi rifare costa niente. Prova con la mappa. Quindi, mentre in questo periodo qua, a mio modo di vedere, 1000 scudi regine l'ho tolti tutti quanti e fare quel sistema lì di rovesciare il coprifavo o in modo che... Quindi la griglia, mettere via la griglia. Via la griglia. Sui telai direttamente. Sopra sui telai. Addirittura in questo periodo si può fare tranquillamente il foro sotto, il foro va sopra il telaio. Sì, nella posizione davanti e sopra il centro di sei telai. Bene. Facciamo un'altra prova per vedere il sublimato. Questo è il classico sublimatore. Classico sublimatore che abbiamo in dotazione, che lo diamo anche a noleggio. Cioè noleggio, lo diamo qua il misuratore della temperatura e quindi quando raggiunge la temperatura impostata, un attimo, attenzione, scusate. Allora, rispetto a tutti i sublimatori fatti manualmente, che so che qualcuno si sono fatti i sublimatori fai da te e non hanno il controllo della temperatura, sono più lenti magari a entrare in temperatura e a mio modo di vedere con questo sistema qua è molto più controllato la faccenda, cioè, perché altrimenti una volta addirittura si usava, anche a Tito che ora usava Francesco, con scudetta, no? I primi con scudetta, qui che faceva quella da Treviso, era Piero Catapano. No, questo raggiunge la temperatura, poi questo qua raggiunge la sua temperatura e da lì non si blocca, non va sopra quella temperatura lì. Qua si mette lo salico, si rovescia il sublimatore in questo sistema qua, si prepara già per iniettarlo dentro. L'acqua va fuori più velocemente, sì, ovviamente del sublimato, sì. Però comunque questo in 30 secondi si è fatto tutto anche meno di 30 secondi ogni carica. Dove si butta dentro. Come? Sulla casetta. Allora, sulla casetta i professionisti fanno... Allora, posso segnare? Allora, prima Francesco ha spiegato che la cosa migliore è non c'è nessun problema di lasciare il coprifavo rovescio. Qualcuno pensa, come diceva prima Francesco, no, naili, polistiroli, tutte quelle cose lì. Non serve a niente, serve solo a condizionare la visita alle api, perché anche a me quando sono partito insieme al casente che mettevo anche l'ondulo perché non si bagnasse sì, e chi metteva anche tutti i truccioli il giornale Vicenza 30 anni fa era ideale, proprio piegato dove si stava perfettamente qua dentro. Però tutto questo, anche l'ondolo in cima, serviva solo per proteggere proprio l'acqua, per manutenzione della casetta e basta. Non so. Però cosa succede? Che dopo l'ondolo devi bloccare e mettere dei assi di ferro in cima e se hai un'ora di tempo ti passa la voglia di andare a controllare perché devi tirare via tutto fatto. Quindi la cosa migliore è fare un foro qua da 8 o 9, H10, no. Qualcuno più pignolo ci mette una vitina, un gran, no, che è proprio quell'avitatore, tre vidi, oppure un tappettino di
tappeto piccolo di gomma che si trova dappertutto. Veramente si trova tutte le cose lì. E anche non metti niente, non succede niente, perché questo tappo qua, questo forellino qua è influente per il caldo e il freddo, quella roba lì. L'unica cosa che può succedere è che magari le api lo chiudono. Basta avere il momento che ti usi per fare il trattamento, qualcosa in mano, e se no anche quel tubetto sublimatore riesci a aprirlo, insomma, no? Se no vai dentro con qualcosa, un cacciavite, un puntarolo o qualcosa e te lo apri tranquillamente. Quindi chi non usa questo sistema qua, l'unica alternativa è questa. Perché questo sistema lo usi d'inverno, quindi ecco lì, lo fai per davanti e via, prepari tutto, se prepari lì, se infili dentro qua, se non è tanto bloccato, come infili dentro, questo qua si alza un attimino, fai il trattamento e a posto. E se no, appunto, il buco. E se no, il buco qua dietro, qualcuno può fare anche il buco qua, fare il buco qua, però penso che la cosa, come ho parlato prima Francesco, la cosa migliore è fare il foro qua sul coprifavo. Scusa, c'è la griglia sotto, da sotto non... Quale griglia? La rete. Non c'è la rete sotto. No, Sotto? Sì, no, diceva non farlo qua sotto, ma qua. La rete qua in fondo? No, ma qua che sei... No, io dicevo, li fanno da sotto dalla rete, no? E come fai a farlo da sotto? Tu aperto sotto? E ci sono anche D'inverno c'è anche il cassetto su? Allora, si parlava addirittura di mettere anche un straccio umido davanti per cercare di limitare la fuoriuscita o la perdita di questo prodotto. Se noi lo facciamo da sotto, il 90% va disperso nell'aria. Ma che se lo fai da davanti? Ma come lo fai davanti? Va tutto in mezzo, Va su. va sopra gli telai. Una volta che si usava i sublimatori, quella con la scodellina, si faceva davanti, oppure, qualche cassa io l'ho fatto, si faceva l'apertura qua di 1 centimetro per 4,5 e lo infilavi da dietro, perché non avevi lavorare davanti, però la cosa migliore penso che sia usare quel sistema qua. Questo rovesciato, il foro se vuoi chiudere lo chiudi, se lo lasci aperto non si chiude niente. Anche davanti, che dopo tanto lo fai in questo periodo, il volo è molto limitato, e d'estate fai controllato, quindi ci sono... Chiede Damiano, sul sublimatore è impostata a temperatura 230 gradi, chiede, ma oltre i 190 gradi l'acido salico non si scompone? Io l'ho tarato a 200 perché poi non si raffredda? Quando metti dentro si raffredda 200 e secondo me è sufficiente. Quando si raffredda, butti dentro la temperatura va giù subito a 190, sublima e a 178 c'è finito perché cala se lo tara sui 200 è 200-210 e con quel sistema lì che c'è il controllo della temperatura vedi anche subito quando metti l'acido si abbassa e poi 20 secondi meno la temperatura si stabilizza e poi comincia a ricrescere, quindi in quel momento lì è già finito tutto quanto. Bene, io direi quando fanno di vedere il sublimatore dentro con acido folico e solo la se maschera. dopo un po' del tempo c'era la troppo che si attaccava. Ecco, l'acido salico, pur essendo un acido naturale, Visto che qualcuno quando l'acido salico, pur essendo un acido naturale, comunque non è salutare per noi respirare, perché provoca un attimo carico, lo trovate anche su internet, c'è uno studio di Fontinelli che spiega tutti i danni che provoca l'acido salico,
anche se bisogna respirarne in quantità. Però è meglio adottare una maschera che abbia i filtri per gli acidi organici, che si chiama quindi con il filtro A2P3. Questo è quello che dovete guardare nelle maschere. Poi che siano maschere con il filtro qua, due laterali, però che abbiano queste caratteristiche, A2P3. Meglio ancora, io suggerisco, se la maschera è facciale, copre anche gli occhi, ancora meglio. Così siete sicuramente a posto. Un'altra cosa sulla maschera, quando avete finito di usare la maschera, fare il trattamento, togliete i filtri e chiudeteli sulla sua busta, sul sacchetto di nylon, perché sigilatela con un po' di scotch e qualcosa. Sottovuoto, sottovuoto, sì, o sottovuoto, perché continuano a lavorare. Sono a carbone attivi, quindi continuano a lavorare e uno magari pensa che siano a posto e non avere paura di spendere, non so cosa costano, e cambiarli più spesso. E salute, perché tutti i microcristalli che si formano quando si trasforma l'ossalico da solido a liquido, se lo respiriamo va tutto sui polmoni nostri. Quindi cercate di cambiarli, sono consigli abbastanza utili. Bene, io vi ringrazio per la presenza. Noi il prossimo appuntamento sarà martedì 2 di settembre. L'argomento lo vediamo, ecco, lo scriviamo, e come sempre sarà una serata libera come questa, metà parte online, parte in presenza. Poi delle altre iniziative che faremo vi informiamo con WhatsApp, con email. Grazie, buona serata.